Federico? Barta. Buonasera. Apriamo questa sera la 43esima seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 21 dicembre 2022. La seduta aperta al pubblico è garantito comunque il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso la trasmissione in streaming internet della Tenda TV. Ricordo che la seduta del Consiglio è in diretta anche sul nuovo canale televisivo La Tenda TV, visibile sulle smart TV di tutto il Veneto. Passo la parola al segretario per l'appello. Mariana Mirella, Casagrande Andrea, Dareggian Antonio, Antonio Giulio, De Bastiani Alessandro, Denardi Barbara, Gius Marco, Gomiero Maurizio, Miatto Antonio, Fagotto Alberto, Barrella Roberto, Rasera Gianni, Rosselli Mario, Alezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Sonon Roberto, Sparazzini Gianni. Il numero legale c'è? C'è il numero legale? Bene. Allora nominiamo gli scrutatori. Scrutatore? Allora, come scrutatori il consigliere Rosset e il consigliere Pagotto, e consigliere De Antoni? Grazie. Allora, partiamo con le comunicazioni. Allora, se il sindaco vuole fare una comunicazione. Tanto per non perdere la tradizione, do i numeri, la pandemia si sta riducendo, in questo periodo qua, questa mattina 123 i positivi, 5 i ricoverati. Comunque, a dire tutta la verità, comincio a temere che i numeri ufficiali non corrispondano poi a quelli effettivamente sul campo. Quindi, non so, forse è anche il caso di interrompere questo tipo di comunicazione perché ormai ha perso interesse e forse non è proprio fededegno. Ha finito, sindaco? Prego, sindaco. Sì, no, posso aggiungere che questa mattina è avvenuto quanto vi avevo comunicato il consiglio precedente, ovvero sia abbiamo affiancato il Ministero della Difesa nella sua presentazione della prima asta delle caserme, prima asta che si teneva in Italia con gli immobili rappresentati da caserme. Fino adesso hanno lavorato tanto con gli immobili residenziali, hanno incassato fino adesso 200 milioni di euro nel piazzare le migliaia di unità abitative che hanno a disposizione, ne hanno ancora molte e proseguiranno appunto con quella formula là. Ne abbiamo parlato con l'assessore Antiga, con loro, perché ne abbiamo anche noi, che sembrano anche così a vista non tanto malmesse. Abbiamo tanto bisogno di piazzare famiglie che sono in difficoltà e quindi abbiamo cominciato ad interloquire anche su questo argomento. Credo che siano legati, abbiano un'unica modalità, ovvero sia quella dell'asta e metterla in vendita. Così si trovano un po' in difficoltà quando vendono i singoli invece che i palazzetti terracielo, no? In modo tale da facilitare anche l'arrivo di imprenditori che possono magari fare l'operazione speculativa così con il loro lavoro, vendendoli
a singoli appartamenti poi rovinano un pochettino la situazione. Comunque questo è quanto. È già stato pubblicato sul Sole 24 Ore, oltre che sul sito della Difesa. Ecco, ho una comunicazione anch'io da fare. Chiedo l'attenzione di tutti i consiglieri, per cortesia. Consigliere Tonon, le chiedo un attimo di attenzione e dopo, ci terrei che questa comunicazione la sentiste tutti i consiglieri, perché, consigliere? No, è proprio riguardo a questo. Allora aspettiamo il consigliere Tonon che rientri. Deve chiedere il permesso. Ecco, un secondo che ho una comunicazione da fare. Un minuto, dopo la rifaccio. Un minuto, consigliere, un minuto, chiedo un minuto, dopo vedrà che forse interessa un po' a tutti. Allora, a seguito di quanto avviene abitualmente e ripetutamente in aula durante le sedute del Consiglio Comunale, ma soprattutto dopo gli eccessi che di questa pratica non conforme al regolamento abbiamo purtroppo dovuto registrare durante l'ultima seduta consigliare del 14 dicembre scorso, ritengo doveroso ricordare ai colleghi consiglieri il dovere di rispettare in aula l'articolo 40, comma 4 del regolamento, che recita questo: i consiglieri che escano dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al segretario, ok, generale, che avverte il Presidente dell'eventuale sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Presidente fa richiamare in aula i consiglieri e procede all'appello. Se riscontra la mancanza del numero legale, come la volta scorsa, il Presidente dispose la sospensione temporanea della seduta per 10 minuti. Se ripetuto l'appello manca il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta per gli argomenti ancora da deliberare, quindi è una cosa importantissima. Il via vai dei consiglieri, soprattutto di alcuni, che in certi momenti diventa parossistico, come appunto nella seduta del 14 scorso, oltre a mancare di rispetto al lavoro consiliare nel suo complesso e ai consiglieri disciplinati, rende non solo difficile la gestione dei lavori consiliari, ma rischia soprattutto di pregiudicare la possibilità del proseguimento della stessa seduta consiliare in corso. Confido pertanto nel senso di responsabilità di ciascun collega nel rispettare d'ora in avanti l'obbligo statutario di avvisare il segretario generale nella necessità di assentarsi dall'aula, limitando le uscite allo stretto necessario. Vi ringrazio. Apriamo ora i lavori. Allora, mozione presentata dai consiglieri comunali di minoranza Giulio De Antoni, Marco Dus, Barbara De Nardi e Roberto Tonon per impegnare la Giunta a sostenere presso i deputati eletti nei collegi veneti e presso il Governo l'approvazione dei fondi straordinari per la gestione di impianti natatori. Prego al consigliere De Nardi di illustrare la mozione. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do lettura della mozione che abbiamo depositato. Considerato che la crisi pandemica da Covid-19 ha pesantemente inciso sulle piscine di Vittorio Veneto, sia per i prolungati periodi di chiusura sia per la diminuzione delle presenze.
Ciò ha causato un peggioramento del bilancio della società Nottoli Nuoto, che gestisce l'impianto, in virtù della convenzione in essere col Comune di Vittorio Veneto, già aggravato dall'aumento dei costi idrici verificatisi negli ultimi anni. L'aumento dei costi delle materie prime energetiche, verificatosi in modo straordinario tra il 2021 e il 2022, ha ulteriormente inasprito la situazione. Tali aumenti sono divenuti esponenziali in seguito alle conseguenze dell'aggressione della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina, iniziata nello scorso febbraio e ancora in essere. Più volte nel corso dei mesi la rappresentanza della società gestrice ha pubblicamente espresso la propria preoccupazione per la situazione in essere. L'aumento considerevole dei costi di gestione e manutenzione dell'impianto potrebbero potenzialmente portare a un abbandono dello stesso da parte della società. Gli impianti natatori sono strutture estremamente fragili che abbisognano di cure, uso e manutenzione costanti. Uno stop all'utilizzo dell'impianto potrebbe mettere in seria crisi l'impianto stesso, con consistenti dubbi sul suo futuro e sulla sua possibile funzionalità. Diversi impianti del Trevigiano hanno denunciato l'insostenibilità della situazione. In considerazione del fatto che gli impianti natatori, oltre a garantire momenti di divertimento e svago, migliorano lo stato di salute generale della popolazione grazie sia alla pratica sportiva sia alle altre attività correlate e che quindi offrono un servizio importantissimo alla collettività. Preso atto che lo scorso 10 novembre alla Camera dei Deputati la maggioranza del governo Meloni non ha recepito l'emendamento presentato dal Partito Democratico al decreto aiuti ter, con il quale si proponeva di aumentare i fondi straordinari per gli impianti sportivi e le piscine. È in via di definizione la legge di bilancio 2023. I deputati Berruto, Rossi, Fassino, Gribaudo del Partito Democratico hanno presentato un emendamento che prevede, tra l'altro, che alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e affidate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e in particolare gli impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa per la gestione e la manutenzione degli impianti nuotatori anche polivalenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello Sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione di contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso. Tali fondi potrebbero risultare fondamentali per la sostenibilità economica dell'attività dell'impianto vittoriese e non solo. Ritenuto opportuno che la città di Vittorio Veneto supporti l'impegno profuso in sede parlamentare dai predetti deputati a favore delle realtà che gestiscono impianti come quello vittoriese, anche al fine di preservare il futuro della struttura e la sua funzionalità, il Consiglio Comunale delibera di impegnare il Sindaco e la Giunta a attivarsi presso tutti i deputati eletti nei collegi veneti, nonché presso il Governo per sostenere l'approvazione dell'emendamento all'articolo 107 della legge di bilancio, che prevede la creazione di un fondo di 80 milioni di euro per le associazioni e società sportive che abbiano in gestione gli impianti natatori e riferire nei prossimi consigli comunali circa le interlocuzioni avute e i risultati delle stesse. Ora, a me e ai colleghi che hanno presentato questa mozione sarebbe piaciuto moltissimo discuterla. Siamo anche potenzialmente convinti che tutti quanti qui dentro avrebbero votato a favore. Peccato che questa mozione la possiamo tranquillamente buttare nel cestino e infatti la ritireremo, perché il maxi emendamento alla finanziaria, ammesso che non concesso che domani riescano a votarlo, visto che deve tornare in commissione, notizia di qualche minuto fa, per un errore di poco conto, 450 milioni di euro, non prevede, anzi ha stralciato questa proposta, per cui non ci sarà il fondo straordinario nella legge finanziaria che il governo Meloni, la legge di bilancio che il governo Meloni andrà a approvare di qui a poche ore alla Camera e pochi giorni al Senato, e quindi è perfettamente inutile che il Consiglio Comunale si esprima su questa mozione. Questa cosa ovviamente rattrista a me, rattrista agli altri, penso di poter parlare per gli altri consiglieri firmatari della mozione,
dimostra per la seconda volta, perché è la seconda volta che questo testo, questo emendamento viene buttato nel cestino dal governo Meloni, che evidentemente l'attuale governo non vuole sostenere la sopravvivenza degli impianti natatori italiani, compreso quello di Vittorio Veneto, perché è solo uno dei tanti che avrebbe fruito di questi fondi. E che evidentemente, visto che questa mozione è stata depositata 10 giorni fa, presumo che la maggioranza in Consiglio Comunale dialoghi con i propri rappresentanti in Parlamento, a prescindere dal fatto che ne discutiamo qui in Consiglio Comunale. Presumo che con i rappresentanti dei partiti che siedono in maggioranza qui e siedono in maggioranza a Roma non ci sia stata adeguata interlocuzione per riuscire a intervenire nel problema. Ricordo che quando a novembre venne rigettato l'emendamento al decreto aiuti ter, analogo nei contenuti, la maggioranza si era impegnata a intervenire in qualche modo in sede di bilancio. Evidentemente qualche meccanismo interno alla maggioranza non funziona o non è adeguatamente calato sul territorio. Presumo che le piscine di Vittorio Veneto ringrazino della cortesia loro riservata. Quindi confermo che con i colleghi intendiamo ritirare la mozione. Grazie, consigliere De Nardi. Se la ritirano, vabbè, prego. Questo da... Come sapete tutti, le piscine sono una struttura che a Vittorio Veneto i vittoriesi da tanti anni curano, perché ogni amministrazione ha cercato di dare il meglio di sé per questa struttura che sappiamo avere due problemi. Il primo, l'età, è la più vecchia della provincia di Treviso e quindi è la più bisognosa di interventi, e soprattutto, essendo a forte consumo energetico, sta subendo dei costi effettivamente non sopportabili. Questa problematica è estesa a una dozzina di comuni in tutta la provincia e tutti quanti stanno soffrendo degli stessi problemi. Comunque, presso i nostri parlamentari noi ci eravamo mossi nel chiedere appunto di premere sul governo in modo tale da poter avere a disposizione un qualche fondo per mitigare i costi degli impianti natatori, e non l'abbiamo fatto solo per gli impianti natatori, l'abbiamo fatto anche per per gli extra guadagni dovuti al nostro fotovoltaico, che per noi corrispondono a molti soldi, e sembrerebbe che in questo secondo caso qualcosina potrebbe nascere. Speriamo che il governo cambi o trovi in itinere una qualche energia in più, altrimenti effettivamente gli impianti natatori rischiano la chiusura. Bene, grazie Sindaco, il punto è stato ritirato, passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno. Sapevo che andava a finire così, perché... Ha appena chiesto che fosse rispettato il regolamento, o vale per tutti o non vale per nessuno. Ecco. Come la mozione è ritirata e non si parlava, se parla il sindaco, con tutto rispetto, parlano tutti. Ha perfettamente ragione, facciamo un giro di tavola. Ha chiesto la collega prima di me. Ha perfettamente ragione, e quindi aperta la discussione con un punto ritirato. Ha perfettamente ragione. Prego, consigliere Bagliana.
Beh, grazie. Dopo non occorre che parli, chi vuole parlare faccia sì. un Bene. intervento e basta, ha perfettamente ragione. Sì, no, buonasera. Allora, intanto vorrei dire che la mozione è interessante, è interessante per molteplici aspetti. Innanzitutto per la questione dell'emendamento depositato alla Camera, che mi sembra che vada a favore, insomma, e incontro a quelle che sono le esigenze della gestione degli impianti natatori soprattutto, e poi anche di altri impianti. Però la mozione era interessante e ritengo che sia ancora interessante perché ci fa discutere e ci fa parlare ancora una volta del nostro impianto natatorio, cioè le piscine comunali di Vittorio Veneto. Quindi forse non è stato mai affrontato in modo abbastanza complessivo la tematica, nel senso che nelle commissioni non ne abbiamo mai parlato. Lei sindaco ogni tanto fa degli accenni, però voglio dire, mai una volta che sia stata fatta la panoramica generale su effettivamente le problematiche che ci sono all'interno relative appunto sia alla gestione sia la parte della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Allora io questa sera, approfittando della mozione del consigliere del gruppo del Partito Democratico, per prima cosa volevo chiedere all'assessore competente, l'assessore Posocco, se ci faceva la panoramica dello stato, gestionale o patrimoniale. Patrimoniale, vabbè, sarà Antiga, immagino, l'assessore Antiga. Gestionale, assessore allo sport, Posocco, insomma qualcuno della giunta che ci faccia una panoramica sullo stato, sullo stato attuale sia della gestione. Per quanto riguarda la questione della struttura, lo sappiamo, perché si trascina da parecchio tempo, però vorremmo anche capire appunto le problematiche gestionali, perché sentite così a spot, tra virgolette, ogni tanto sui giornali, è difficile avere un quadro complessivo della criticità che stanno affrontando poi coloro che la stanno gestendo, quindi la Nuoto. Quindi se lei assessore gentilmente ci fa sto quadro. Poi vorrei anche evidenziare un'altra cosa, e lo dico adesso perché così evito di fare il secondo intervento magari. Vorrei ricordare, per quanto riguarda la struttura della piscina, che qua sindaco lei mi sta dicendo che appunto la struttura, essendo vecchia, c'è un consumo energetico assai elevato, nel senso che tutte le vetrate insomma sono messe in condizioni pessime, e quindi mi viene da pensare che se fosse stato fatto almeno l'intervento di sistemazione delle vetrate, forse c'era un risparmio energetico sotto questo aspetto qua. Però mi collego alla questione delle piscine perché 2 anni fa, quindi il 29 gennaio 2021, quando io portai in Consiglio Comunale una mozione relativa all'accessibilità alla vasca interna della piscina per quanto riguarda le persone con disabilità, il consigliere Darè Gianantonio, disse che la mozione fu respinta, e il consigliere Darè disse che stavate già affrontando la questione della sistemazione della piscina con 2 progetti, uno da 920.000 euro e l'altro di 456.000 euro. E disse anche che stavate aspettando il bando regionale che doveva uscire tra febbraio e marzo del 2022 e che avreste immediatamente preso quel fondo e confinanziato il progetto. Quindi in quella occasione tirò in ballo anche il dirigente del CONI per quanto riguarda il Comitato Paraolimpico, e disse in modo insomma circoscritto e evidente che era già tutto era nei vostri progetti di realizzare quanto prima la manutenzione, la ristrutturazione delle piscine. Stessa cosa fu detta anche dal consigliere Rosset, anche dal consigliere Varaschin. Io vorrei capire, ve lo ricordate? Sì, siamo a 5 giorni, fra 10 giorni scadrà
sarà a gennaio 2023, quindi sono passati 2 anni, e dalle vostre dichiarazioni dell'epoca vorrei capire che erano ormai certe e sicure con la partenza dei progetti, vorrei capire perché allora avete fatto quelle dichiarazioni che non avete poi e non siete riusciti a mantenere. Grazie. Grazie consigliere Bagliana, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, prego consigliere Tonon. Grazie Presidente. Mi auguro che le sollecitazioni o interlocuzioni, come ha detto il Sindaco, con i rappresentanti parlamentari della zona abbiano, almeno nel secondo caso, un risultato migliore rispetto a quanto avuto nel primo caso, perché evidentemente se è stato interloquito con i rappresentanti di zona al Parlamento italiano riguardo ai problemi delle piscine e i risultati sono quelli che l'emendamento proposto è stato cassato, cioè non è inserito nel maxi emendamento, vuol dire che i risultati, ahimè, non ci sono stati. Ricordo che vado a memoria, triennale 19-21 o 18-20, era stata inserita dall'amministrazione che ho avuto l'onore di presiedere precedentemente un finanziamento di 500.000 euro fatto dagli uffici dell'ufficio tecnico del comune per l'adeguamento sismico e il miglioramento energetico con la sostituzione di tutte le facciate della piscina. Nessuno allora, ma proprio nessuno poteva immaginare la crisi energetica che ci sarebbe stata, proprio noi non l'avevamo immaginato, non so se qualcuno vedeva oltre. Noi l'avevamo fatto soprattutto per una questione di sicurezza dei frequentatori e degli operatori, e anche perché, come è stato detto anche dal Sindaco, è un impianto vecchio, ovviamente doveva essere preso per mano. E il miglioramento anche energetico, siccome sappiamo tutti anche le difficoltà della società che gestisce la piscina di come dire, mantenere l'impianto adeguatamente e pagare tutti i costi, ci sembrava doveroso. Non è stata, cioè è stato scelto di cassare dall'attuale amministrazione quel progetto, di farne un altro, io ricordavo 9,40 o 9,20 e poi se non ricordo 3,50 un altro ancora, solo che i costi aumentano, i bandi forse ovviamente non si possono sempre vincere, quindi in questo caso mi pare di capire, visti i risultati, insomma, che il Comune non è risultato vincitore dei bandi a cui ha partecipato per i lavori necessari alla piscina, se non che è emersa, ripeto, e nessuno poteva immaginarlo, una crisi energetica molto pesante, per cui anche chi gestisce gli impianti natatori ha costi ovviamente di gran lunga maggiori rispetto a quelli che erano le prospettive di qualche anno addietro. E fra l'altro, con l'aumento esorbitante di alcune materie prime perlomeno, anche i costi di ristrutturazione sono aumentati. Spiace che non sia fatto quello che si poteva fare a tempo debito. In questo caso, devo dire, e non è la prima volta, che il meglio è nemico del bene, cioè continuiamo a spostare in là gli interventi perché non vanno bene, bisogna migliorarli, bisogna farla meglio, bisogna fare tutto, mentre invece sappiamo benissimo, Sindaco, che per esempio in molte opere pubbliche si va per stralci funzionali. Mi spiego, se si fosse aspettato di avere i fondi, tanto per dire, da Conegliano a Belluno per l'elettrificazione, probabilmente non si sarebbe mai fatta. Per stralci si è fatto il Conegliano Vittorio e poi si è continuato Vittorio Ponte Lab, eccetera. Idem col traforo. Se l'amministrazione Scottà avesse atteso il finanziamento di tutta la circonvallazione, chiamiamola, da nord a sud, presumo che non si sarebbe mai fatta, almeno una parte è stata fatta. Quindi, ripeto, spiace che anche in questo caso non si sia voluto procedere, ma si sia voluto comunque cambiare di fatto per non fare nulla. E la situazione delle piscine ne dà, ahimè, attestazione. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Consigliere Darè. Sì, grazie.
Ma dire non si voleva fare nulla, no, non è così, perché sa benissimo che gli impianti natatori hanno un problema su tutta l'Italia, perché le stesse problematiche le ha Treviso, le ha Conegliano, le ha comuni di destra o di sinistra dove ci sono questi impianti. Sappiamo benissimo che la crisi energetica ha chiaramente messo in difficoltà tutte le società, diciamo, perché il riscaldamento, specialmente qua da noi dove i costi sono molto più alti che in altre aree e altre zone, posso dire che sulla legge finanziaria di questa, che praticamente andrà, la manovra di bilancio che è stata portata avanti, sono stati stralciati tutti gli emendamenti perché ne sono arrivati a migliaia e sono stati chiaramente stralciato anche questo. So che però c'è stata da parte dei nostri rappresentanti di ripresentare e di rifinanziare a parte, diciamo, questa, diciamo, soprattutto le piscine, soprattutto, diciamo, la parte energetica delle piscine comunali, perché sono tutte, ripeto, tutte nella stessa condizione. Non ci sono le possibilità di veramente, lo vediamo anche sugli edifici pubblici questa cosa. La manovra di bilancio sarà fatta e sarà con il voto chiaramente come sempre così o così, e quindi proprio per stralciare, perché tutti quanti all'interno dei vari movimenti politici avevano portato le loro istanze e quindi non era possibile, anche perché per evitare l'esercizio provvisorio. Quindi si fa questa manovra, ma l'intervento sulle società sportive, soprattutto su quella che è la parte, diciamo, degli impianti natatori, sarà presa per mano, diciamo, non certamente in questa, cioè questo governo si trova a fare un bilancio dopo 3 mesi, cioè non è che fa programmazione, cerca di evitare il passaggio provvisorio e dopodiché si entrerà nel merito. Condividiamo benissimo e in pieno tutto quello che avete detto, abbiamo cercato di trovare fondi chiaramente dalla Regione, perché i comuni sappiamo benissimo che non ci sono, sappiamo benissimo, come diceva il consigliere Tolon quando parla della tratta Conegliano e Belluno, sono fondi nazionali arrivati grazie all'onorevole Demenec, che si è preoccupato di finanziare, diciamo, quest'opera dell'elettrificazione della tratta Belluno e quindi sì, Conegliano-Belluno. Quindi è chiaro che in questo momento le difficoltà già dei comuni di chiudere il bilancio, perché molti comuni sono veramente in difficoltà nel chiudere il bilancio, questo è una tegola in più. Certo che c'è la sensibilità, giustamente avete fatto una mozione, la condividiamo in pieno, cioè, giustamente, sarà compito di tutti noi a livello regionale, speriamo che il governo metta dei fondi e si entra nei bandi regionali per poter finanziare quantomeno o fondi diretti per gli impianti natatori. Più di così siamo sulla stessa barca e condividiamo perfettamente il problema. Grazie consigliere Darè. Consigliere Dus. Sì, buonasera innanzitutto a tutti. Consigliere Darè, solo una battuta. I fondi per le squadre di Serie A però si sono trovati o adesso vedremo, non lo so. Dopo avrà modo di replicare dopo, non è su brutto. No, dicevo che il governo si è da poco insediato e questi lo riconoscono tutti, però evidentemente c'è uno sport di Serie A e uno sport di Serie B, questo è naturale. Però torno invece a casa mia, che mi occupo di queste cose qua più piccole, però dal mio punto di vista più rilevanti. Io credo che il problema che è stato qui sollevato con la presentazione di questa mozione non riguardi solo le piscine, ma è una sorta di modus operandi, cioè è chiaro che un'amministrazione entrante si trova ad ereditare delle opere alcune volte incompiute, alle volte solo a un livello di mera progettazione. Eredita queste cose e decide se attuare il programma dell'amministrazione precedente oppure stralciarlo completamente. E l'amministrazione del sindaco Miatto ha deciso più e più volte invece di
dare un'impronta tutta sua su alcune opere. Così è per la biblioteca, così è per la piazza Ceneda, così è per le piscine e così è per molte altre opere. E il problema è che a 18 mesi dalla scadenza del mandato molte di queste opere sono ancora da essere realizzate. Alcune sono state progettate, altre invece sono ancora in uno stato completamente embrionale. E non è che invece che risolversi i problemi nel tempo aumentano, e così è purtroppo per tutti anche il caso delle piscine. Come ha ricordato il consigliere Tonon, la sua giunta aveva previsto uno stanziamento che non avrebbe risolto tutta la totalità dei problemi che ora le piscine si trovano ad affrontare, ma sicuramente ne avrebbe attenuate alcuni di questi problemi. Si è deciso invece di intraprendere un'altra strada, investire di più, rifare di più, però alla fine il risultato qual è? Che ci troviamo con delle piscine che, scusate il gioco di parole, ma hanno l'acqua alla gola. Non ce l'hanno solo quelle di Vittorio Veneto, che probabilmente hanno una struttura più vetusta, ma ce le hanno anche molte altre. Sì, non è che io gioisco se chiudono Montebelluna, ripeto, occupiamoci dei problemi di Vittorio Veneto, perché a Montebelluna ad esempio hanno una biblioteca bellissima e invece noi non abbiamo né la biblioteca né le piscine. Se adesso dovevo dirla tutta, consigliere D'Alè. Allora, quello che volevo dire è che molte delle cose che si sarebbero potute fare e si sarebbe potuto intervenire, ripeto, è stata fatta una scelta diversa. Questa scelta, permettetemi di dire, che non è assolutamente sostenibile né per questa misera minoranza che rappresento, ma soprattutto per chi le piscine le fruisce quotidianamente. Grazie consigliere Dus. Consigliere De Antoni. Sì, io non entro nella polemica, diciamo, tra i finanziamenti previsti che non sono stati fatti, eccetera. Dico solo una cosa: se veramente la piscina è considerata un'opera da mettere a posto, su cui si deve intervenire, su cui c'è urgenza, abbiamo la possibilità di fare anche dei mutui, abbiamo una grossa capacità di indebitamento come comune, possiamo benissimo fare un mutuo, tant'è che siamo ormai nel 2023, nel 2024 finiscono anche i derivati da pagare oltre 1,5 milioni all'anno, quindi volendo, se l'opera è considerata urgente, si può predisporre il progetto esecutivo, sottoscrivere il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e partire con l'iniziativa. Altrimenti vuol dire che ci sono altre priorità che io non conosco e mi sembra che la piscina, invece, così come è ridotta, sia davvero una priorità. Grazie. Consigliere De Antoni. Consigliere De Bastiani. Volevo aggiungere a quanto detto il consigliere Dus che Montebelluna, oltre ad avere una bellissima biblioteca, si è portata a casa anche un finanziamento di 350.000 euro all'anno, perché diventerà il fulcro delle iniziative sulla Grande Guerra per il nostro territorio. Quindi Vittorio Veneto ha perso anche questa identità, era riconosciuta in tutta Italia per il nome e per la fama, per gli avvenimenti storici. Adesso dipenderemo da Montebelluna. Montebelluna è diventata più importante anche per la Prima Guerra Mondiale. Inoltre volevo aggiungere, visto che si è parlato molto stasera di interlocuzioni con i parlamentari, ho sentito che sono tanti che hanno contatti con i deputati, e allora fatemi un piacere, riferite a questi deputati che i cittadini vittoriesi, ma penso anche tutti i cittadini italiani, sono letteralmente schifati dal maxi bonus di 5.500 euro che si portano a casa quest'anno per acquistare smartphone, cuffiette e tablet. Hanno raddoppiato rispetto alla scorsa legislatura, e con questi soldi i deputati potranno acquistare oggetti tecnologici come dotazione d'ufficio. Uno sputo in faccia a tutte le persone, e sono tante, che non riescono ad arrivare a fine mese. Grazie. Grazie, consigliere De Bastiani. Posso? Prego, vice sindaco. Rapidamente, rispondo rapidamente. Allora, il problema piscine nasce dal problema energetico. C'è stato un ministro nel settembre 2021, tecnico del governo, che si è accorto del problema, aveva proposto un tetto di energia a 80 euro, lo volevamo mandare a casa tutti quanti, ok?
ministro Cingolani in questo caso. Draghi nel decreto non ha previsto nessun aiuto per le piscine, ricordiamo c'è stato un emendamento del PD che non è stato approvato perché c'era, secondo quello che sappiamo, bisognava aiuti ter approvarlo alla svelta. Abbiamo fatto interlocuzioni con i nostri rappresentanti a Roma circa un mese fa per i problemi di piscine. Avevamo avuto alcune garanzie, abbiamo messo in contatto i nostri parlamentari con le piscine di Vittorio Veneto. Le piscine di Vittorio Veneto hanno fatto le proprie osservazioni costruttive, abbiamo convenuto che ci poteva essere fatto di più, quindi speriamo, siamo sempre in contatto, speriamo che questa interlocuzione, questa nostra attenzione verso i problemi di tutti gli impianti natatori porti da qui ai prossimi mesi un concreto aiuto per tutte le piscine, non solo di Vittorio Veneto ma di tutta Italia. Grazie Vice Sindaco. Bene, allora ringrazio comunque le minoranze, prego. No, ecco, velocemente, volevo solo dire una cosa. Innanzitutto a questo punto chiederemo di portare la tematica in commissione, Assessore, perché io avevo chiesto un quadro generale sulla situazione della piscina di Vittorio Veneto, ma non ce l'ha dato. Ok, vabbè, allora sì, appunto, sì, no, giustamente, no, assolutamente, tra l'altro volevo anche chiamarla telefonicamente, ma vabbè. Allora, no, per la prossima, no, per eventualmente direi di proporre che in una commissione si possa anche avere il quadro generale della situazione reale, perché, ripeto, sappiamo che c'è una grossa difficoltà, però in effetti l'entità di questa difficoltà effettivamente non la sappiamo. Permettetemi una battuta al consigliere Darè, perché io so che è un abile politico e riesce anche a dribblare molto bene i giocatori, però voglio dire, io nel senso è un ciclista, vabbè, allora riesce a scalare. Ecco, allora no, solo per dirle, consigliere Darè, che la cosa che desta un po' di preoccupazione quando ci rapportiamo con la vostra maggioranza è che voi fate sempre degli annunci di cose già ormai date per fatte. Il fastidio, la cosa che mi dà, che secondo me non è accettabile, da un punto di vista sia da parte nostra, ma penso anche i cittadini ormai abbiano questa sensazione, che voi continuate a fare degli annunci su cose che sembrano imminenti, tipo questa che avevo portato sul discorso della piscina e della ristrutturazione da un punto di vista dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Lei si è speso in quella serata dicendo che ormai avevate i progetti, che c'erano i finanziamenti. No, ma voglio dire, allora un discorso è dire proveremo a cercare, proveremo a fare, ma un discorso dar per fatto alcune cose, voglio dire, dà una sensazione veramente brutta di gestione della cosa pubblica. E non per ultimo, sì, questo volevo dire, tanto è vero, le faccio un esempio, la scuola di San Giacomo sono 2 anni e mezzo che deve essere sistemata, è ancora là, però ogni anno, ogni 6 mesi faremo, anzi abbiamo in cantiere e poi il cantiere non parte mai. Grazie consigliere Bagliana. Consigliere Denardi, prego. Grazie Presidente, solo 30 secondi visto che ho involontariamente dato il via a questo, come dice, involontariamente, però Presidente non volevo creare così tanto scompiglio. Prendo atto di quanto il consigliere Darè, il sindaco e anche il vice sindaco hanno affermato in questa sede, e dopo essermi un attimo confrontata con i colleghi firmatari della mozione, visto che a quanto pare sono tutti quanti interessati alle piscine, tutti i parlamentari eletti nel collegio sono interessati alle piscine, miracolosamente però alla fine alle piscine non arriva niente. Mi va a venire in mente la storia del cane e i 2 padroni che alla fine morì di fame.
vorremmo proporre all'amministrazione, visto che c'è un uguale intendimento da parte della minoranza e da parte della maggioranza sulla vicenda delle piscine, e che a quanto pare lo stesso animo pervade anche i parlamentari di maggioranza e di minoranza eletti in questo territorio, di andare a parlare tutti quanti insieme, oddio magari una rappresentanza della maggioranza e una rappresentanza della minoranza, con le nostre rappresentanze romane, in modo da verificare se si riesce in qualche modo a ottenere qualche risultato più concreto rispetto a quello che è stato raggiunto fino adesso, perché ricordo che già il decreto aiuti ter ha cassato questa iniziativa, viene cassata di nuovo nonostante le promesse anche in sede di bilancio. Mi pare anche che nei confronti della Nottoli Nuoto, alla quale ogni volta viene fatta vedere la carota, ma la carota alla fine non arriva mai. No, stiamo parlando di questo emendamento, no, non sto parlando dei fondi dell'amministrazione, sto parlando di questo emendamento, perché per la seconda volta vede, nonostante le promesse, una triste fine. Gli avete fatto incontrare i parlamentari, avete fatto benissimo, ma anche da questo non gli è arrivato nulla. La proposta è appunto di andare tutti quanti insieme a verificare se si riesce a ottenere un qualche risultato in più. Tutto qua. Grazie. Consigliere Denardi. Consigliere Re, prego. No, rispondo al consigliere Dus perché tira fuori le storie diciamo anche della biblioteca, ma mi ricordo che nella sua gestione la Polisteca era un'opera importantissima, però non mi pare abbiate poi avuto neanche forse la fase progettuale, tant'è vero che quando io vi ho proposto in questo Consiglio Comunale di fare la Polisteca o comunque la biblioteca nell'area del Victoria, avete rinunciato al diritto di prelazione e potevate comprare quell'area per 2.900 euro, che era già 2.900, certo, al mese, 2.900, con un finanziamento tranquillamente si poteva fare, e là si poteva fare tante cose, ma siccome su quell'area avete fatto la guerra atomica, poi è andata bene anche per fare la farmacia e sono contento, tant'è vero che vi ho detto di sì, però su quell'area è stata fatta una guerra atomica a suo tempo. Però alla fine però adesso va bene quell'area. Voglio ricordare che ci sono stati 2 anni di pandemia, c'è stato questo problema e sicuramente tutte le amministrazioni, destra e sinistra, hanno la difficoltà di fare il bilancio e di gestire. Se poi voi siete più bravi, se me lo dite, dateci delle indicazioni, perché se ci date delle indicazioni noi le porteremo avanti. Se poi invece volete darci delle critiche, ben vengano, le prendiamo e le rimandiamo chiaramente al mittente. Consigliere Tonon. Sì, grazie. Il collega ricorda di sicuro che c'era una norma che credo ci sia tuttora, che impedisce ai comuni di fare acquisti di immobili se non sono strettamente connessi alle attività che il comune deve svolgere. Tant'è vero che anche per quanto riguarda la farmacia, non è il comune che ha comprato la farmacia, l'azienda farmaceutica, fra virgolette, Vittorio Veneto Servizi SRL ha acquistato l'immobile, non il comune di Vittorio Veneto. No, ma non è questione di mutuo, non è questione di costo, è questione se poteva per legge o meno comprarlo, punto. Non poteva, punto. Non poteva comprarlo, punto. Inutile continuare a raccontare cose che non sono vere. Non poteva raccontarlo. Per quanto riguarda poi invece la possibilità di accedere a eventuali, chiaramente come è stato detto, non per il comune di Vittorio, per tutte le piscine ovviamente, perché l'emendamento assessore c'è scritto che riguarda tutti gli impianti natatori fino a una somma D. No, ovviamente noi abbiamo sollecitato perché credo che quello di Vittorio, come si è dimostrato, interessa a tutti, non solo i consiglieri e l'amministrazione, ma a tutti i cittadini, soprattutto quelli che lo frequentano, oltre a chi lo gestisce. Comunque contiamo sulle capacità di persuasione
che sono state anticipate così o comunque balenate in questa seduta, perché speriamo che ovviamente in un qualche mese, come ha detto il vice sindaco, arrivino i finanziamenti anche per la nostra piscina. Grazie. Bene, grazie consigliere. Giusto. Prego, assessore Uliane. No, volevo semplicemente tranquillizzare il consigliere De Bastiani in merito al nostro Museo della Battaglia, che sta andando in questo periodo, dopo il Covid, molto bene, sia per la richiesta di visite, la frequentazione, le attività. Non abbiamo perso nulla, nel senso che quanto è stato dato al MEVE è frutto di una legge regionale nata ed elaborata all'interno della Commissione Cultura della Regione Veneto, di cui il primo firmatario è colui che l'ha proposta, cioè Marzio Favero, e che ha individuato, cioè la Regione, una legge regionale che ha individuato il MEVE come museo baricentrico in base a una realtà territoriale, per cui diventerà il punto di un turismo legato alla Grande Guerra. Ognuno di noi con il nostro museo entrerà in rete, ma voglio dire, non era un bando a cui potevamo accedere, ma semplicemente una legge regionale. Consigliere De Bastiani. Siamo all'apoteosi, non so, avete sentito quello che è appena stato detto? Non abbiamo perso nulla, praticamente non è più Vittorio Veneto il baricentro, il fulcro delle iniziative e della promozione turistica legata alla Grande Guerra, ma è Montebelluna, e noi non abbiamo perso nulla, secondo quanto ci ha appena detto l'assessore. Non lo so, a noi manca solo che perdiamo il vescovo, dopo Vittorio Veneto è a posto. Ecco. Se vuoi. Per concludere, volevo dire al consigliere Darè, quando lei se la prende con l'amico DURS per la no discoteca, come si chiama? Per la polisteca, le ricordo che l'amico DURS era un semplice consigliere, forse dovrebbe prenderselo con l'assessore del tempo di allora, l'assessore alla cultura. Guardate che fuori microfono, no, non si, basta. Consigliere Dus, se vuole fare il secondo intervento, e basta. Sì, io di questa iniziativa non lo sapevo e ringrazio l'amico consigliere De Bastiani, perché adesso stiamo ridendo, però è abbastanza paradossale il tutto. Marzio Favero è stato sicuramente giudicato un ottimo sindaco, e a questo punto mi viene da dire anche ottimo consigliere regionale, perché se non sbaglio è consigliere regionale adesso, e svolge il suo ruolo in maniera egregia, tanto è vero che è riuscito a spostare il focus su una delle cose che francamente pensavo e da opera sodata che fossero nostre, a Montebelluna, e non solo, ci ha spostato anche i soldi. Quindi la capacità di territoriale, di legame territoriale e di trainare i finanziamenti gli va riconosciuta. Peccato che non ci abbiamo Marzio Favero qua. Se voi avete magari dei rappresentanti regionali, se gli chiedete se ci danno una mano, perché evidentemente qualcosa si riesce a fare a Venezia, e quello che ha fatto Favero ne è dimostrazione. Grazie consigliere Dus. Consigliere Nardi per secondo intervento. Grazie Presidente. Io ogni tanto ho la sensazione di essere un alieno. Io credo che la formazione universitaria che ho fatto mi abbia veramente
alienato il senso comune di certi ragionamenti. Perché già quando durante il quinquennio dell'amministrazione di cui ho fatto parte, sempre lo stesso soggetto, sempre tale Marzio Favero, da presidente all'epoca del Comitato per le celebrazioni della Grande Guerra in Regione, aveva sostanzialmente questo comitato fatto una sola riunione. In quell'unica riunione lui, che all'epoca oltre a presiedere il comitato era anche sindaco di Montebelluna, era riuscito a far approvare il progetto del MEVE. E già all'epoca la cosa... A me hanno insegnato che il giudice non deve essere solo imparziale in sede giudiziaria, deve anche apparirlo. Per cui a me, sinceramente, un presidente di comitato che contemporaneamente è sindaco e riesce a fare approvare alla regione un progetto da 3,5 milioni di euro, mi pare, all'epoca. C'era anche 500.000 di Veneto Banca dentro di finanziamento. Sembrava completamente fuori dal mondo. Non sto dicendo che fosse giuridicamente scorretto, ma che quantomeno non fosse proprio una bella roba, a me è sempre sembrato. Già all'epoca, stiamo parlando di 7-8 anni fa forse. Sì, beh, cioè, io sono presidente, sì. Me dago ischei a me comune. Continui pure. Magari, non so, a me non piace. Posso dire che... Continui pure, consigliere D'Arè, fuori microfono, sì, non vabbè. Sentono. Continui il suo ragionamento. No, non come presidente del Comitato Centenario. No, perché il Comitato del Centenario è stato istituito dopo. Io sto parlando dell'attività del Comitato del Centenario. Boh. Continui il suo ragionamento, il consigliere D'Arè, per cortesia. Sentire adesso che l'assessore alla cultura, con degli occhi angelici, un tono di voce candido e con un'espressione come se fosse la cosa più normale del mondo, dica, oltre a quello che ha rilevato il consigliere De Bastiani, che è sempre stato il solito Marzio Favero, che ha casualmente promosso una legge regionale, casualmente per avere un altro finanziamento sempre sul MEVE. Oddio, andiamo avanti così? Non è più un consiglio comunale, vabbè. Allora prima quando era sindaco era un problema. Botta e risposta, per cortesia, botta e risposta allora, non si fanno. Si fanno dei ragionamenti logici senza botta e risposta, per cui cortesemente non interrompete il consigliere Denardi mentre sta facendo il proprio discorso e prego consigliere di... Grazie Presidente. Quindi ribadisco, forse ci vedo solo io la stranezza, l'ineleganza e solo io individuo forti motivi di perplessità in questa vicenda. Probabilmente, ribadisco, io sono un alieno, sono abituata a ragionare con altri criteri, con altri modelli di ragionamento, probabilmente ho avuto esempi e modelli diversi che della correttezza, almeno formale, e dell'eleganza in determinate situazioni hanno fatto motivo di azione politica, non so, probabilmente, ribadisco, il volto angelico e l'assoluta innocenza con quale l'assessore ha spiattellato sta cosa mi fa pensare veramente di essere lontana anni luce da qua. Grazie, consigliere Denardi. Penso che non ci sia più nessun intervento, allora ringrazio per concludere, anche se non andrà in votazione, l'opposizione che ha portato questo argomento, peraltro molto interessante e penso sentito da tutti i consiglieri. Prendo spunto personale, ma lo estendo anche agli altri consiglieri, dal suggerimento del consigliere Denardi, che ogni consigliere si faccia parte diligente presso i propri parlamentari. Qua siamo rappresentati, vengono rappresentati all'interno di questo Consiglio Comunale tanti partiti, affinché
queste associazioni e società sportive, soprattutto nel caso nostro impianti natatori, non vengano abbandonati a se stessi nel futuro, e quindi cerchiamo di sollecitare questi nostri rappresentanti a Roma per poter diciamo riservare dei fondi anche per questi tipi di attività. Chiudo il punto, grazie a tutti, e passiamo al punto numero 2. Allora, Vittorio Veneto Servizi, controllo analogo. Lascio la parola al assessore Antiga, ecco, assessore Antiga, per l'illustrazione del punto, e dopo servirà anche il direttore. Perfetto. Eventualmente c'è anche il direttore, l'amministratore unico della Vittorio. Grazie Presidente. Prego. Il controllo analogo è una situazione in cui l'amministrazione esercita su una società controllata un controllo analogo a quello esercitato ai propri servizi, esercitando una influenza determinante sugli obiettivi strategici come sulle decisioni significative. Visto che il combinato disposto nelle previsioni normative statutarie e regolamentari in materia di controllo sulle società controllate, l'attività di vigilanza e controllo del Comune sugli atti della Vittorio Veneto Servizi impone una verifica di rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi programmatici che l'amministrazione comunale detta. A tal proposito si chiede in quest'Aula di discutere la delibera e poi deliberarne quanto al punto 1, 2, 3 e 4 della stessa delibera. Invito per illustrare magari meglio, se ci sono delle richieste particolari a questo punto, il dottor Roberto Biz come amministratore unico della società, che invito a prendere posto. Buonasera. Grazie dottore. Il dottor Roberto Biz è l'amministratore unico della Vittorio Veneto Servizi. Prego, dottor Biz. Buonasera a tutti. Allora, qui andiamo a indicare quello che è stato il bilancio dell'esercizio 2021 in merito a quello che è previsto dalla normativa in seguito al controllo analogo. Nell'esercizio 2021 l'azienda ha registrato un'ulteriore crescita rispetto all'anno precedente, crescita che, come potete avere visto dal bilancio, siamo passati da un giro d'affari di 4.600.000 euro, non dico gli spicci, a 5.500.000. Questa crescita è stata dettata da una crescita importante che abbiamo avuto a livello aziendale e delle 3 farmacie, a cui si è aggiunta da quest'anno abbiamo all'interno della gestione della Vittorio Veneto Servizi della farmacia di Alpago, sita nella località Pieve d'Alpago, che gestiamo dal 1° gennaio del 2021. Per quanto riguarda, come dicevo, questa crescita che è un po' in controtendenza rispetto ai dati generali che vediamo dalla situazione generale del mondo delle farmacie. C'è anche recentemente anche uno studio che è uscito da parte del centro studi di Mediobanca, in cui il mercato farmaceutico, quando intendo dire mercato farmaceutico mi riferisco in specifico al mondo legato proprio delle farmacie, quindi farmacie, parafarmacie o gestione di dispensazione di farmaci tramite GDO, ove consentito. C'è stata una contrazione che ha visto negli ultimi 10 anni una perdita di circa il 13% di questo mercato.
che fa da contraltare a una crescita importante negli ultimi anni di nuove aperture di nuove farmacie dettate dalla modifica delle piante organiche nei vari comuni. Questa crescita, come dicevo, è in parte dovuta all'acquisizione della nuova farmacia dell'Alpago, ma in modo particolare anche perché le altre farmacie quest'anno, nel corso del 2021, hanno dato dei buoni risultati dettati proprio dalla miglior situazione dal punto di vista anche di immagine che Vittorio Veneto Servizi in questi anni ha curato. Farmacia Costa sicuramente è diventata il punto di riferimento per quanto riguarda Vittorio Veneto Servizi, nel senso che è la farmacia in questo momento come giro d'affari più importante all'interno del gruppo, a cui si aggiunge anche il restyling fatto nella farmacia del centro, ha portato i suoi buoni frutti. Per quanto riguarda il dato oggettivo del bilancio d'esercizio, ci dice un risultato netto di 193.000 euro. Questo dato io lo considero sì importante da valutare, ma quello che a me di solito interessa, pongo sempre l'accento nella visione, è la parte della rendicontazione finanziaria, in cui si vede che a parità dopo aver fatto tutta una serie di investimenti importanti che si esplicano comunque nella crescita delle immobilizzazioni dell'azienda, abbiamo mantenuto sempre a fine anno, nel 31/12/2021, circa 1.118.000 euro di liquidità. E questo dice che in questo momento l'azienda usando il capitale proprio, è riuscita a fare gli investimenti e a rigenerare cassa, quindi questo vuol dire che associato al risultato effettivo c'è una situazione andamentale buona, e quindi di cui possiamo essere tranquilli. Insomma, ecco, la cosa importante è che da questo punto di vista non sia stata intaccata la cassa, tenendo conto che sono state anche nel corso del 2021 erano stati anche rilasciati all'amministrazione comunale, erano stati versati dei fondi, e quindi questo permette comunque permette, come dicevo, una situazione sana. Per quanto riguarda altri aspetti, nel senso, se avete delle domande specifiche, quello che vi posso dire è questo. Ecco, aggiungo nelle note che sono state date, c'è già anche il primo semestre del 2022. Il 2022 in questo momento è una situazione ancora migliorativa rispetto al 2021. Ho un dato che è appena registrato che abbiamo registrato ieri. Attualmente il giro d'affari, il valore della produzione fermo al 30 novembre del 2022 è di 5 milioni e 4, quindi siamo oramai a un mese dalla chiusura dell'anno del 2022, abbiamo raggiunto il giro d'affari, quasi raggiunto il giro d'affari del 2021, che chiaramente sarà in questo caso decisamente superiore. Ecco. Io ringrazio il dottor Biz dell'illustrazione. Allora, chiedo ai consiglieri se hanno domande tecniche di farle, quindi un primo giro di domande tecniche, perché poi congederemo il dottor Biz e inizieremo con la discussione di tipo politico, quindi non tecnico. Quindi prego con le domande tecniche. Consigliere De Antoni. Sì, il controllo analogo non riguarda solo il bilancio dell'anno precedente, riguarda anche altre cose, quindi riguarda sia le cose che possiamo dire prima che parta l'esercizio finanziario, riguarda i controlli che dobbiamo fare durante l'esercizio finanziario, e poi riguarda anche la verifica dei risultati che ci sono sia dal punto di vista
economico, finanziario, sia dal punto di vista anche degli obiettivi che abbiamo assegnato alla società e quindi dei risultati che da questo vengono fuori. Quindi lei si è limitato a un aspetto, chiedo anche che lei possa illustrare anche gli altri aspetti. Un'altra cosa, volevo sapere quanto contribuisce la farmacia di Alpago in questo maggior, diciamo, nei ricavi complessivi. Ecco, se sono 5 milioni, ci riferiamo sempre al 2021, quindi i ricavi complessivi sono intorno ai 5 milioni e mezzo di euro circa. Di questi quanti sono quelli della farmacia di Alpago? Ha parlato anche che durante l'anno sono stati trasferiti al Comune dei fondi. Volevo che precisasse bene anche questo punto, che non mi è chiaro in sostanza, no? Perché ci sono dei fondi 2021 che sono stati trasferiti nel 2022 come contributo. Poi ci sono anche forse degli utili che sono stati dati al Comune, quindi volevo capire esattamente nella complessità quali sono stati i fondi che sono stati trasferiti al Comune nel corso dell'anno 2022. Le chiedo prima di rispondere a queste cose, poi entrerò poi con altre domande nel merito del contenuto delle relazioni e del bilancio che sono stati presentati. Sì, grazie Presidente. Per quanto riguarda gli obiettivi strategici 2023-2025, due sottolineature e un commento. Uno, volevo chiedere riguardo alle lettere M e N, visto che nel piano strategico appunto per i prossimi 3 anni si parla di assunzione di ogni altra iniziativa di natura economica di rilevanza sociale atta a sviluppare un servizio adeguato ai bisogni dell'utenza del territorio, eccetera. Cosa è stato fatto fino a quest'anno in sostanza per questo, in questa direzione, e anche cosa prevede esattamente nella predisposizione di un progetto per rendere operativo e continuativo il servizio di consegna a domicilio di farmaci, perché è una cosa che ricordo il collega De Antoni aveva più e più volte sottolineato, era per capire che cosa è stato fatto finora ed eventualmente quali sono le prospettive. Poi un commento da inesperto della materia. Alla lettera F si parla di promozione dell'immagine dell'azienda. Io ho visto qualche mese addietro qualche reclame delle farmacie con pubblicità. Confesso che secondo me l'immagine è di gran lunga migliore di quelle pubblicità. Cioè l'immagine che c'è fra la gente è di gran lunga migliore. Mi pareva un po' tristi, cioè, mi sarebbe piaciuto qualcosa di più vivace, perché non so se qualcuno se le ricorda, era una serie di foto con le farmacie, punto, però poco vivace. Non so chi l'ha fatto, non voglio neanche saperlo, ovviamente, non stiamo giudicando, però se dobbiamo promuovere l'immagine, siccome è un'azienda che si è sviluppata negli anni, è sempre cresciuta e mi pare anche bene obiettivamente, ecco, direi che sarebbe bene che l'immagine, anche quella che esce sui giornali, fra virgolette, non quotidiani locali, sia adeguata alla vera immagine. Grazie. Consigliere Bagliana. Sì, grazie. Allora, prendendo un po' atto, vabbè, i commenti magari politici li facciamo dopo. Da un punto di vista tecnico anch'io avevo gli stessi quesiti che ha posto il consigliere Tonon relativamente alla questione della salvaguardia degli interventi a favore delle fasce più deboli, e se ci può dire come vengono attuati, se sono già partiti, e il discorso appunto dei farmaci, se vengono consegnati a titolo gratuito o meno, cioè se ci può un po' illustrare gli obiettivi rispetto a se sono già stati attuati o se come intende svilupparli. E poi un'altra cosa che mi sembra sia il caso magari che lei ci informi prima della discussione politica è quella relativa agli investimenti, sempre nel piano programmatico pluriennale 2023-2025, appunto relativa agli investimenti, e nello specifico
è stato più volte da lei sottolineato il fatto dell'eventuale dell'eventuale ristrutturazione della scuola, dell'ex scuola di San Giacomo, per mettere la nuova sede della farmacia di San Giacomo, e qui vediamo stimato un importo di 1.250.000 euro per la riqualificazione, e volevamo appunto, magari in commissione lei lo ha sviluppato questo punto, volevo appunto chiederle questa cifra ipotizzata, da dove prende atto, da dove nasce, e anche per lei. Nella relazione lei più volte cita che sono in atto delle stime, no? Però magari se lo spiega meglio questo discorso qua, in modo che dopo anche noi possiamo intervenire in modo consapevole. Ecco, grazie. Grazie, consigliere Balliana. Altre domande? Non vedo altre domande, quindi prego, dottore. Allora, vado per ordine, cerco anche di almeno andare per ordine, se mi dimentico qualcosa correggetemi. Allora, in merito al il controllo analogo, è chiaro che c'è tutta una documentazione, potrei star qui a interloquire su tanti temi. Chiaramente ci sono degli aspetti che riguardano questa società che sono chiaramente di volta in volta indicati in quello che è il DUP, al quale come società io mi devo adeguare, portare avanti, e quindi fare delle come posso dire, portare avanti quelli che sono i temi indicati. Chiaramente la società in questo momento, come dicevo, io ho guardato quelli che sono gli aspetti più importanti, che erano scusate, nel senso sono andato per succinto sui numeri dell'azienda. Chiaramente quando mi riferisco ai contributi, nel senso, questo lo facevo sulla parte del rendiconto finanziario, mi riferivo al fatto che nel corso del 2021, adesso non mi ricordo più la cifra esatta, sono stati deliberati e pagati al Comune di Vittorio Veneto, sono stati i dividendi, sono stati dei dividendi. Quindi chiaramente questo voleva dire che, pur avendo chiaramente pagato i dividendi al socio, chiaramente il livello della cassa, della disponibilità economica dell'azienda rimane buono, perché se noi guardiamo, chiaro che adesso il 2022 non lo abbiamo ancora chiuso, ma saremo sempre attorno al 1.100.000 di liquidità, 1.200.000, dico grosso modo. Dobbiamo tener conto che nel 2022 abbiamo già versato i famosi 193.000 euro al Comune di Vittorio Veneto, quindi questo era per dire che il livello di liquidità, cioè tutta la liquidità che viene generata, perché il bilancio ci dice un numero, è chiaro che all'interno io guardo come dicevo prima, il rendiconto finanziario, perché il rendiconto finanziario da questo punto di vista ci dice quanto l'azienda riesce a generare e quanto riesce a trattenere all'interno della sua liquidità di cassa. Quindi era questo. Poi è stato pagato anche il contributo dei famosi di un contributo dato al Comune di Vittorio Veneto per 60.000 euro, oltre naturalmente, esatto. Quindi questo era il quantum per quanto riguarda quell'aspetto. Per quanto riguarda tutti quegli altri aspetti che riguardano il controllo analogo, ovviamente ci sono tutti i punti che sono stati, seguendo quello che è la linea guida che ci dice il DUP, cosa sono stati portati avanti. Sono stati portati avanti tutte quelle attività che hanno una finalità che riguarda l'attività dei Vittorio Veneto Servizi, quindi la gestione delle farmacie, relativamente a diversi aspetti, quelli che sono le potenzialità, tipo se noi guardiamo, è stato implementato anche l'orario di apertura
Ricordiamo che le farmacie di Costa e di San Giacomo hanno l'orario continuato, la farmacia del centro è stato implementato, che era previsto dalle indicazioni del DUP, se era possibile allargare per facilitare la clientela, è stato fatto, quindi la farmacia del centro, che già da qualche anno apre il sabato pomeriggio, comunque ha implementato la fascia oraria, quindi il mattino noi abbiamo apertura dalle 8 con chiusura all'1, quindi anche per garantire per la fascia centrale l'opportunità per chi lavora naturalmente di potersi recare in farmacia o prima di andare a lavoro oppure quando finisce il lavoro in pausa pranzo. E poi sono state sviluppate tutte quelle altre iniziative che possono essere sviluppate relativamente alle attività collaterali. E mi riferisco a un'attività che stiamo portando avanti, visto e considerato che il mondo delle farmacie sta cambiando. La pandemia ha cambiato tutti e ha cambiato comunque anche le abitudini delle persone. C'è uno studio fatto dalla SDA Bocconi che ci dice, e per noi questo è un elemento importante, che mediamente prima della pandemia una persona rimaneva in farmacia 7 minuti. Adesso siamo arrivati a una media che va più verso i 2 minuti che verso i 7 minuti. Questo perché? Perché comunque si è sviluppato, e questo è un dato di fatto, lo dicono anche degli psicologi, c'è questa tendenza a non stare il più possibile all'interno dei luoghi chiusi. Chiaramente questo determina che anche nell'attività di vendita o di interlocuzione con le persone sono cambiate delle cose. In questo frangente comunque nonostante tutto sta tornando uno degli elementi che io ritengo sia fondamentale nel mondo delle farmacie e che le farmacie comunali devono curare in modo particolare, è l'attenzione verso il cliente paziente, nel senso che la farmacia è sempre stata nel passato e lo sta diventando comunque sempre di più di nuovo il luogo dove la persona cerca anche il consiglio. Quindi ecco che la ricerca di stare più al banco da parte dei farmacisti, la ricerca di maggiore interazione, perché le persone hanno bisogno di questo. A questo mi ricollego del fatto che a fronte di questo, durante il periodo della pandemia, che voi sapete che comunque ci sono ancora adesso, c'era l'esigenza dei tamponi, si è scelto di non sovraccaricare il personale dei farmacisti per fare queste attività, ma di integrare queste con altre persone. Questo per garantire a chi entrava in farmacia, e tuttora lo stiamo facendo adesso, la possibilità di avere un minor tempo di attesa per quanto possibile e comunque la possibilità di dedicarsi di più alle persone. Aggiungo che in questo programma, in questo progetto, ecco che sta prendendo forma sempre di più quella che sarà il futuro di questo settore, che sono, io la definisco la farmacia che comunque è definita anche da una norma, che è la farmacia dei servizi, la farmacia in questo caso la telemedicina, in cui passo passo stiamo in questo momento fornendo dei servizi aggiuntivi, quindi con la possibilità di fare degli esami all'interno della farmacia, oppure, come abbiamo integrato e lo abbiamo nella farmacia del centro, abbiamo inserito una infermiera che quindi può in questo senso fare delle attività che possono essere le iniezioni, piuttosto che la somministrazione ad esempio dei vaccini, il vaccino antinfluenzale, piuttosto che le pulizie auricolari, chiaramente a prezzi in questo caso comunque calmierati e contenuti, perché questo deve essere visto non come una forma di guadagno, ma di fatto una forma di allargamento del servizio. Per quanto riguarda ecco, la consegna dei farmaci. La consegna... Sì. Consigliere Tonò, c'è un errore nella domanda, perché negli obiettivi 2021 non c'era ancora il discorso della consegna dei farmaci a domicilio. Cioè, quando abbiamo fatto il DUP,
le abbiamo trasmesso gli indirizzi strategici 2021-2023. Stiamo parlando del bilancio 2021 in questo momento. Sì. Quindi i punti che erano previsti, li potrei leggere, sono 9, non c'era ancora questa cosa qui, va bene? Quindi c'era tutta una serie di altre cose, ma non c'era. Quindi quello che io mi aspetto dall'amministratore o dall'assessore è che dica il Consiglio aveva dato a Vittorio Veneto Servizi degli obiettivi strategici, 9, di questi 9 ho fatto queste cose: iniziative di sensibilizzazione della clientela, rivisitazione orari di apertura, lo ha detto, no? Ma ce ne sono altri 8 da dire. Non c'è il discorso della promozione della vendita dei farmaci sul territorio. Nel 21 non c'era. C'era nel 22, però nel 21 non c'era. Quindi voglio dire, ecco, se noi facciamo il controllo analogo, dobbiamo fare, scusate, se facciamo il controllo analogo dobbiamo guardare, diciamo, gli obiettivi che le abbiamo dato a Vittorio Veneto Servizi e verificare se questi obiettivi sono stati fatti. Poi dobbiamo verificare il bilancio, no? E poi possiamo entrare anche su questo tema. Poi dobbiamo fare un controllo durante l'anno di come va avanti la società. Questo è riportato anche nel nuovo statuto, è un controllo ex ante, un controllo contestuale e un controllo ex post. Questo è il controllo analogo che dobbiamo fare. Il bilancio è una cosa importante, ne possiamo parlare, poi farò altre domande sul bilancio, però è un aspetto rispetto a tutto quello che dobbiamo fare come comune attraverso il Consiglio Comunale. Questo ci è stato anche precisato in commissione, l'assessore purtroppo non c'era alla commissione, però i funzionari e il dirigente ci ha detto in quella seduta che quando nello statuto si parla di comune, in questo caso si parla del Consiglio Comunale. Quando si parla di socio, si parla del sindaco che va a rappresentare comunque sempre il comune. Comunque, queste sono le cose che io mi aspetto vengano dette dal banco degli amministratori o dell'amministratore o dell'assessore, che ci dica se rispetto alle cose che le abbiamo detto e rispetto al bilancio che ci ha presentato, questo rispecchia quelle che erano le indicazioni che le abbiamo dato. Ok, siamo qua. Okay. La consegna dei farmaci a domicilio non era prevista. Quindi non ne parlo così sono a posto. Ne deve parlare nel 2022, quando ci porterà il bilancio nella relazione del primo semestre 2022. C'è questo aspetto, ma è un'altra cosa in questo momento, no? Cioè nella relazione al primo semestre 2022 lei dice che si è iniziato a parlare di questo problema, che adesso si sta valutando come farlo, coinvolgendo anche le altre farmacie. Questo è scritto nel secondo semestre 2022, ma niente a che fare col 2021. No, il primo semestre 2022. Sì, primo semestre 2022, scusi, sì, perché ci sono due relazioni, una che si riferisce al secondo semestre 2021 e una al primo semestre 2022. Certo. L'Alpago pesa attorno ai 450.000 euro. Sì, no, c'era l'altro, scusate che recupero. Allora, chiaramente sono state, io le indicate nella relazione, che mi era stata indicata nella relazione del secondo semestre 2021, avevo indicato le iniziative che sono state portate avanti. Questo è quello che è stato indicato, se volete le rivediamo. Comunque sono state fatte le iniziative attraverso l'attività di prevenzione che sono state portate avanti nel corso del 2021. Tra le altre cose ci siamo resi partecipi assieme abbiamo aiutato Luis da questo punto di vista per quanto riguarda, perché non era ancora previsto la consegna per quanto riguarda la campagna dello screening colon retto, non era ancora prevista che ci fosse la consegna presso tutte le farmacie. Come Vittorio Veneto Servizi abbiamo supportato, abbiamo accolto Luis per portare avanti questa attività qua. Come dicevo, abbiamo fatto la rivisitazione degli orari. Aggiungo che poi per quanto riguarda i sistemi di autoanalisi si stanno implementando sempre di più con quelli che sono gli esami, gli autoanalisi che può essere fatta in
in farmacia. Per quanto riguarda lo sviluppo del settore vendita, noleggio e strumentazione, in particolare legato alla parte sanitaria, una parte è stata continua a essere sviluppata, che riguarda quelli che sono gli alimenti un po' più piccoli, vale a dire le carrozzine piuttosto che stampelle. Chiaramente non andiamo su letti o cose del genere, perché qua poi il consigliere De Antoni mi dirà che non gli piace questa frase, ma sono antieconomici, nel senso che bisogna avere anche una struttura per consegnare poi letti e fare tutta una serie di strumenti ingombranti, che tra l'altro poi ricordo che questi vengono forniti dall'UIS. Solitamente questo tipo di attività è per coprire, che possono accadere, i gap che ci sono, che tra il momento in cui l'UIS decide di dare un letto a un paziente e nel momento in cui riesce a consegnarlo possono passare dei giorni, quindi spesso e volentieri ci si rivolge a strutture organizzate che possono essere farmacie, ma in questo caso ci sono fior di competitor da questo punto di vista che sono molto più aggressivi, e nel senso aggressivi intendo dire che sono sul pezzo, ecco, mi permetto di dire, perché hanno strutture e hanno capacità di poter fare questo tipo di attività. Per quanto riguarda, noi stiamo continuando tutte quelle che sono la mappatura dell'organizzazione aziendale, cercando chiaramente di migliorarne la sua struttura interna. Chiaramente questo anche per effetto dell'allargamento anche dell'offerta che diamo alla clientela. Questo naturalmente è anche determinato dal fatto che cerchiamo di formare di più il personale attraverso corsi di aggiornamento, che questo permette anche di essere ancora più preparati, anche se da questo punto di vista abbiamo del personale molto bravo e diligente. Per quanto riguarda la promozione dell'immagine dell'azienda sul territorio, la pubblicità è stata fatta, insomma, se non, mi porterò a casa la responsabilità di averla scelta, e quindi questo è, diciamo che il nostro interesse di più è soprattutto nell'immagine che noi cerchiamo, non solo dal punto di vista è stata fatta la campagna di pubblicità soprattutto per promuovere il fatto degli orari, perché ci siamo resi conto che a distanza ancora di tanti anni, da quando abbiamo cominciato con l'orario continuato, non ancora la popolazione non sa ancora che c'è l'orario continuato, quindi per quello abbiamo fatto sia sui giornali ma anche sugli autobus da questo punto di vista. Per quanto riguarda, ecco, il consigliere Bagliana chiedeva in merito alla farmacia di San Giacomo. Allora, preciso questo: è stato messo un numero a budget che, come tra l'altro è previsto anche dallo statuto, prima di provvedere a qualsiasi operazione dovrà essere portato in consiglio comunale. Ricordando perché questo si tratta di un investimento di un certo tipo. Allora, cosa si sta facendo in questo momento, giusto per essere molto chiari? Allora, è stato in questo frangente richiesto la valutazione, è una valutazione fatta sulla stima di valori che, visti anche i costi sostenuti per la realizzazione delle altre farmacie e i restyling, chiaramente dovrà essere suffragato da valori coerenti. Chiaro che per fare tutta questa operazione, quindi di giungere a avere una definizione precisa del computo, mi sto attivando per sapere quanto effettivamente ci discostiamo da questa cifra. In questo frangente è stata fatta una richiesta tramite il Comune di Vittorio Veneto sull'ex Auro, visto che il proprietario è il Comune di Vittorio Veneto, alla sovrintendenza per poter fare delle analisi, delle indagini sismiche.
Questa autorizzazione è stata, arrivata l'autorizzazione da parte della sovrintendenza, perché per poter fare tutto ciò la sovrintendenza ha chiesto di avere una documentazione di come si sarebbe proceduto a fare queste indagini. Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi da parte del dirigente del Comune di Vittorio Veneto, l'ingegner Curti, l'autorizzazione ad effettuare questi sondaggi, perché in questo momento Vittorio Veneto Servizi lo fa, anche se siamo il proprietario del Comune di Vittorio Veneto, doveva avere il titolo per poter fare questi aspetti. Abbiamo ricevuto l'autorizzazione. Il 16 di gennaio ci sarà un'azienda specializzata che farà questa indagine. Conclusa questa indagine, mi prenderò il tempo necessario per fare le valutazioni successive per capire il costo dell'intervento, come farlo e tutta una serie di valutazioni. Chiaramente questo è l'importo che è stato budgetizzato, ma è chiaro che nel momento in cui ho la certezza e la contezza di tutto quello che è il valore, andremo a fare una valutazione oggettiva e quindi a presentare la progettualità puntuale per quanto riguarda la farmacia di San Giacomo. Consigliere Dus, domanda? Sì, ringrazio il Presidente Bizze per l'esposizione e torno un attimo sull'acquisizione dell'immobile dell'ex scuola Sauro. Ho visto che è stato stimato un importo di 367.500 euro e questa stima è un valore che... 367.000. Ma dove? 367. Ho detto una cifra errata. Okay. 367.500 e il valore invece quando sulle locandine, quando erano uscite, era di 4,90. Sì, no? Perché viene annotato che il valore di acquisizione è stato ipotizzato considerato che, dato che l'ultima asta è nata deserta, si applichi la riduzione del prezzo fino ad una percentuale del 25%. Ma la percentuale non è del 15%? Allora, posso essermi sbagliato sulla valutazione, ma io ho stimato un valore, ma può anche essere, mi permetto di dire, che anche questa acquisizione venga fatta a 490.000 euro se il Comune lo vuole. Molto semplicemente facciamo come abbiamo fatto nell'operazione dell'ampliamento della farmacia del centro, dove cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'operazione rent to buy, quindi può anche essere che in questo caso, anzi è un vantaggio per il Comune di Vittorio Veneto, che si porta a casa il valore, è stato ipotizzato quello, può essere, cioè mi ricordavo che il calo era del 25%, però potrebbe essere che mi sia un refuso mio personale, insomma. Può essere. Sì, però teniamo conto che non so quante volte è andata all'asta, di solito poi si può arrivare anche a una sorta di trattativa, è come quando si va a fare un'asta, a un certo punto cosa succede? Che una parte fa una proposta come posso dire, al curatore fallimentare, il quale stabilisce sì, mi va bene questa base d'asta, quindi questa è oggetto di trattativa, io ho ipotizzato quel valore lì, insomma. Domanda? Sì, cerchiamo di farle tutte. Quindi... Ma perché se dopo non sì. si scrive bene, poi prego. si dimentica. Allora, leggendo il bilancio, come l'avevo accennato, leggo che le spese per il personale nel corso del 2021 sono aumentate rispetto al 2020 del 28%. In valore assoluto, la somma dei salari più gli oneri sociali è aumentata di 220.000 euro. Nella relazione allegata al bilancio trovo che la presenza di personale media nel corso del 2021 è stata di 20 unità,
mentre nel 2019 era stata di 19 unità. Allora mi chiedevo come si poteva giustificare questo aumento di 220.000 euro, pari al 28% del costo del personale del 2019, con una sola unità in più. Perché siccome ha letto nella relazione, c'è scritto appunto che il personale medio presente era, nella nota integrativa, altre informazioni, a pagina 25 c'è scritto che l'organico medio aziendale ripartito per categoria ha subito rispetto al precedente esercizio le seguenti variazioni: totale 19 nel 2020, 20 nel 2021. Non ho capito questa cosa, volevo che mi potesse chiarire, anche perché in prospettiva, siccome poi risulta che nel 2022, come riportato nella relazione sul fabbisogno di personale, nel 2022 il numero dell'organico è aumentato a 24 e si dice che nel 2023 verrà mantenuto lo stesso organico, se tanto mi dà tanto, quale sarà il costo del personale nel 2022 e poi nel 2023? Sì, sempre domande. No, siccome stiamo approvando anche lo sviluppo degli obiettivi basta, strategici, però, sì, no, e domande, il programma degli investimenti per il triennio 23 e 25, a me sembravano coerenti le domande fatte relativamente agli obiettivi per il 2023 e 25. Forse è stato interrotto mentre lei le stava esponendo, relativamente alle assunzioni di iniziative di natura economica, di rilevanza sociale, atta a sviluppare un servizio adeguato ai bisogni dell'utenza nel territorio con modalità tese alla salvaguardia delle fasce più deboli. E infatti mi interessava sapere se lei ha già un'idea rispetto agli interventi che avete come da fare. E la stessa cosa per quanto riguarda la consegna dei farmaci a domicilio. Lo so che è, però voglio dire, noi stiamo, consigliere De Antoni, noi stiamo discutendo anche degli obiettivi strategici, cioè deliberato? Sì, e quindi ecco io... Domanda al presidente, all'amministratore Biz. Sì. Non... Sì, no, stavo dicendo che l'ho interrotto. Allora, chiedo appunto questa consegna dei farmaci come intendete portarla avanti, grazie. Grazie. Prego, dottore. Allora, in merito ai dati indicati nel bilancio specifico nella nota integrativa, dobbiamo tener conto che quando si parla di 19 o 20 unità si parla di valore medio. Quel valore lì non è riferito al numero di teste. Le spiego. Se questo valore medio che viene fatto in base al calcolo ULA, che è in base alla normativa prevista per quanto riguarda le determine e le valutazioni della nota integrativa nel bilancio civilistico, prevede che venga fatto un calcolo sulle ore totali svolte dalle persone che hanno un potenziale. Esempio, una persona part-time non pesa come totalmente come cioè figura da questo punto nel valore medio, viene travisato. Siccome all'interno viene travisato, nel senso che noi, se io guardo il numero di cedolini, cioè vuol dire di buste paga, io ho un numero. Per quanto riguarda invece questa stima che è il valore medio, lui ne fa un altro, perché all'interno di questo, vi faccio un esempio, noi abbiamo il personale a part-time con orario ridotto che ha il 50% dell'orario normale, oppure abbiamo delle commesse che non hanno il totale delle ore, quindi il loro peso non è il 100%, quindi viene fatto un calcolo che viene, tra l'altro non facciamo neanche, lo fa direttamente il consulente del lavoro, in base ai pesi, diciamolo così, i pesi delle ore che una persona presta all'interno dell'azienda, quindi di conseguenza viene il valore medio. Non è che nel 2022 ci troveremo con un'esplosione di dipendenti, perché c'erano già più dipendenti nel corso del 2021. Sicuramente c'è stata una crescita, anche perché comunque noi abbiamo dovuto
per mantenere quello che era il servizio al banco, integrare altre persone che si occupassero con dei lavoratori interinali per periodi, perché si occupassero di quelle che erano attività collaterali relative a tamponi o tutto quello che riguarda il periodo del Covid. Quindi non avremo sicuramente mi sento di dire, un'esplosione. Poi è chiaro che nel 2021 pesano naturalmente diverse figure che sono state integrate, che sono il discorso di farmacia dell'Alpago, dove chiaramente non abbiamo in questi casi, no, non è una persona, sono due, e quindi pesano come valore medio, sono due. Poi per quanto riguarda, se mi posso permettere, in Italia funziona così, che due dipendenti part-time costano come 1,5, perché questa è la nostra situazione, però è la realtà dei fatti, questo è il tema. Se noi vogliamo avere, visto che c'è anche carenza di personale, perché purtroppo i farmacisti ce ne sono sempre meno, bisogna, anche se la politica è quella di avere full time, dobbiamo a volte concedere delle riduzioni di tempo, e quindi questo determina anche questo tipo di potrebbe determinare questo tipo di problema, in cui rispetto al numero di dipendenti abbiamo un costo maggiore. Per quanto riguarda quello che chiedeva il consigliere Bagliana, allora il servizio della consegna di farmaci a domicilio è partito con un progetto che avevamo fatto durante il periodo della pandemia, in cui la persona in questione, che abbiamo un mezzo, una persona a disposizione, si occupava anche di altro, si è occupata anche di altre attività, di quelli che sono in consegna dei come posso dire, pasti, tutta una serie di iniziative a supporto dei servizi sociali. Per quanto riguarda questo tipo di attività, noi continuiamo a farla. Chi ce lo richiede gli portiamo i farmaci a casa. Non c'è nessun costo aggiuntivo non c'è nessun costo aggiuntivo. C'è sì l'idea di sviluppare un progetto che permetta di mettere a sistema questo aspetto. L'aspetto che però in questo momento sto attendendo delle risposte, che non riguarda, che lo stiamo vedendo con Farmacie Unite, che è chiamiamolo l'organizzazione a cui noi ci riferiamo, è l'opportunità di proporre al Comune di Vittorio Veneto, perché per fare la consegna di farmaci a domicilio in modo, come posso dire, capillare, vanno coinvolte anche le altre farmacie privatistiche. Il problema è che se io mi permetto di fare questo tipo di attività, rischio di essere denunciato, Vittorio Veneto Servizi, per l'accaparramento, nel senso che io lo faccio per delle finalità solo sleali. Allora, la proposta che sto cercando di mettere in piedi è di proporre al Comune di Vittorio Veneto, come Vittorio Veneto Servizi, ma che poi deve essere allargata a tutti, di mettere in piedi una convenzione, perché in altri comuni italiani succede e è operativa questo genere di attività. Chiaramente per quanto riguarda le attività di sviluppo, sono convinto che tra le attività di sviluppo che avremo, il servizio infermieristico è un servizio importante, chiaramente senza questo voler prevalicare l'attività che fa l'UIS, però tra le ipotesi ci sono anche, a Roma hanno fatto faccio un esempio, tra l'ordine dei farmacisti di Roma e l'ordine degli infermieri di Roma, c'era un webinar recentemente su alcune iniziative proprio per sviluppare l'attività di infermieristica a domicilio. Chiaramente questo è un campo molto delicato, però è una valutazione che intendo dire come attività, chiaramente ha dei prezzi molto ma molto calmierati, sia chiaro, però potrebbe essere un servizio da sviluppare. Chiaramente sono attività che sono in corso di valutazione. Scusi, è una domanda? No, è una precisazione su Sì. quanto ha dichiarato l'amministratore. Allora, leggo dal telefonino. ULA corrisponde al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno. Significa unità lavorativa annuale, chiaramente. Io confronto nel dire che nel 2020 c'erano 19
dipendenti medi calcolati con questo sistema e nel 2020 ce n'erano 20 calcolati con lo stesso sistema. La differenza di costi per la società è stata del 28% in più. Per una unità in più c'è stato un aumento del 28%. Il bilancio l'avete fatto voi, non l'ho fatto io. Nel bilancio risulta che ci sono 220.000 euro in più spesi per il personale rispetto al 2020. Gliel'ho detto, gliel'ho chiesto, adesso mi spieghi perché, se no io non riesco a capire. Ecco. Allora, consigliere, io non ho detto che lei non abbia detto giusto, c'è questa differenza, ma glielo ripeto, allora, scusi, perché sennò siamo diventati tutti, allora, questo calcolo dell'unità dell'ULA, ok, viene fatta dallo studio di consulenza del lavoro in qualsiasi azienda italiana, viene fatto così. Cosa fanno? Quando si fa il bilancio si chiede il dato al consulente del lavoro. Il dato del consulente del lavoro dice che il valore medio è questo. Poi ci sono anche condizioni che ci sono state nel corso di questi anni, ci sono state anche delle dimissioni e delle nuove assunzioni. Aggiungo, nel costo del personale, che non finisce dentro nell'ULA, perché se noi parliamo di personale interinale non finisce in questo conteggio, perché il personale interinale non è il lavoratore dipendente. E poi esiste anche una differenziazione tra i lavori a tempo indeterminato e i lavoratori a tempo determinato. È questo che determina questa varianza. È chiaro che c'è stato un aumento, io non lo nego assolutamente, però non è il valore, 20 meno 19 fa 1, cioè sembra che io abbia speso per una persona 220.000 euro, anche no, non è così. Poi ci sono stati anche degli adeguamenti salariali che io non è che posso non fare, chiaramente non è che adesso tutti hanno, quindi questa differenza, cioè è un'attività che fa un consulente del lavoro e quindi ci fa il calcolo del valore medio. Dopodiché sicuramente c'è stato un aumento, ma questo aumento è dettato da dimissioni, ci sono tutta una serie di cose. Vi faccio un esempio, possono capitare che al rientro della maternità prima del compimento dell'anno, faccio un esempio proprio pratico, una donna può dimettersi come è diritto per legge e in questo caso può chiedere il pagamento di 3 mensilità. Quindi vi aggiungo che anche questo sono dei costi, quindi c'è tutta una serie di conteggi, chiaramente che uniti a un aumento del costo del personale, un aumento anche legato al fatto che durante anche questo periodo, comunque anche per sopperire anche questa crescita di fatturato, abbiamo anche aumentato gli orari di presenza, quindi questo giustifica tutto ciò. Cioè, io capisco che uno si soffermi su questo dato, ma vorrei dire che siamo cresciuti da un anno all'altro di quasi 1 milione di euro. Cioè, quindi vorrei dire, è vero, questo dato, se io guardo il dato medio che danno, che l'ho scritto nella relazione di governo della società, se guardiamo il riferimento di 1500 farmacie italiane, il nostro dato sul costo del personale è sicuramente più alto degli altri, ma perché si è scelto, anche da questo punto di vista, di integrare il personale proprio per dare un maggior servizio. Quindi questo è l'aspetto. Quindi sì, è aumentato, ma non vuol dire se io alla fine vendo di più, avrò anche dei costi di gestione maggiori che sono dettati da costi del personale maggiore con maggior presenza, con tutta una serie di fattori. Quindi non è che l'uno sono schizzato di 220.000 euro. Grazie, dottor Biz. A questo punto possiamo congedare il dottore e iniziare le discussioni di tipo politico sulle farmacie, sulla Vittorio Veneto Servizi. Grazie, dottor Biz, per la relazione. Chi si prenota?
Non vedo prenotazioni. Sì. Ho fatto domande finora, Allora, consigliere, ho fatto domande. abbiamo discusso prima, sì, no, accetto l'osservazione, abbiamo discusso prima un'ora per un punto che era ritirato, allora no. Prego per l'intervento. Allora, ritorno sulle 3 forme di controllo che sono previste già adesso, ma che sono state meglio definite nel modifica allo statuto che discuteremo nel prossimo punto all'ordine del giorno. Nella proposta di delibera vengono riportati gli obiettivi contenuti nel DUP che abbiamo approvato lo scorso mese, 2 mesi fa. In quella sede avevamo detto che, adesso non c'era più l'assessore al bilancio, avevamo detto che era difficile a settembre, mi sembra fosse settembre, fine settembre, primi di ottobre, diciamo, definire gli obiettivi strategici per il 2023 della Vittorio Veneto e Servizi senza avere il risultato di quello che era stato il 2022, perché la relazione dell'amministratore è arrivata a noi adesso a dicembre, mentre quando abbiamo approvato il DUP non avevamo questi dati. E quindi avevamo detto che questo non era possibile e che quindi era opportuno che si inserissero gli obiettivi strategici per la Vittorio Veneto Servizi una volta aggiornato il DUP. Allora, siccome nella bozza di delibera si riportano gli obiettivi indicati sul DUP approvato in grande fretta senza avere la documentazione necessaria per valutare meglio questa cosa, avevamo anche detto in quella riunione che l'avremmo diciamo, presentato questi obiettivi nell'ambito dell'aggiornamento del DUP. Io chiedo quindi che nella delibera che facciamo questa sera, dove sono riportati gli obiettivi, permettetemi, messi lì senza ragionare tanto, non avendo la disponibilità dei dati necessari, chiedo che venga riportato nella delibera che gli obiettivi finali che daremo alla Vittorio Veneto Servizi per il 2023 sono quelli che emergeranno una volta aggiornato il DUP. Questo era per quanto riguarda il discorso del controllo, diciamo, ex ante. Per quanto riguarda il controllo contestuale, chiamiamolo così, diciamo, in effetti i tempi che abbiamo per fare questo controllo sono dilatati rispetto all'effettivo andamento della società, cioè le comunicazioni ci arrivano del primo semestre 2022, ci sono arrivate adesso a dicembre, quindi non riusciamo a fare un controllo contestuale a posteriori, cioè il controllo deve essere fatto immediatamente, tant'è che nelle modifiche allo statuto, dottoressa, credo che sia stato inserito il fatto che le comunicazioni da parte della società partecipata devono arrivare entro luglio, giugno, non mi ricordo, e quindi questo sarà possibile. Esatto, e quindi questo ci consentirà di inserirle nel DUP con più, diciamo, attenzione e anche per... Ecco. Per quanto riguarda il discorso del bilancio 2021, prendendo atto che è un buon bilancio, che è un bilancio ricco, è un bilancio che presenta lo ha detto l'amministratore, presenta una buona liquidità, che ha anche delle immobilizzazioni importanti complessivamente, quindi anche pensando agli investimenti futuri, se ci saranno, la società dico abbiamo perché siamo tutti soci di questa società, abbiamo le spalle forti. Mi soffermo, diciamo, su un aspetto che è riportato nel DUP, in tutti i DUP che abbiamo approvato dal 2020 in poi, riportiamo sempre, oltre agli obiettivi strategici che spero vengano modificati come ho detto, anche un aspetto che riguarda le spese relative al personale, e qui ritorno su questo tema, in cui si dice che in ottemperanza al decreto legislativo 175 del 2016 deve trovare applicazione il principio di perseguire il contenimento in costanza dei servizi svolti e gestiti al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
In materia di reclutamento del personale si conferma la necessità dell'adozione e o revisione di apposito regolamento per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, che prevede una predeterminazione dei requisiti e titoli di studio richiesti per l'accesso in relazione ai profili da ricoprire. Inoltre si parla della necessità di assicurare adeguata pubblicità degli avvisi attraverso i maggiori canali di diffusione, necessità di predeterminare i contenuti delle prove, necessità di redigere un piano del fabbisogno del personale improntato al principio di riduzione dei costi, qui torno al problema mio, al principio della riduzione dei costi del personale compatibilmente con la gestione del servizio farmaceutico. Ho detto tutte queste cose perché, diciamo, siccome come Consiglio Comunale facciamo un controllo analogo, non siamo in grado di fare questo controllo, quindi io penso che l'ufficio abbia potuto verificare queste cose, che quindi anche dal punto di vista di queste norme contenute nel decreto legislativo 175/2016 le cose siano state rispettate, insomma, ecco. Quindi dal punto di vista, diciamo, delle carte, diciamo, per quanto riguarda gli obiettivi strategici, ecco, questo non ho detto, per quanto riguarda gli obiettivi strategici che avevamo assegnato nel 2020 per l'anno 2021, sono stati tutti raggiunti. Quindi questo è un altro aspetto positivo rispetto anche al bilancio che dicevo, però ci sono questi aspetti che chiedo vengano verificati in maniera tale che, diciamo, anche dal punto di vista di noi consiglieri comunali siamo coperti per la verifica del rispetto di queste norme. Consigliere Balliana. Sì, solo una considerazione. Beh, innanzitutto penso sia evidente che la qualità dei servizi offerto dalla Vittorio Veneto Servizi sia una qualità ottima del servizio, e tutti lo possiamo constatare ogni qualvolta andiamo alle nostre farmacie comunali, e quindi io penso che vada un plauso rispetto sia al personale che sta operando all'interno delle farmacie, quindi questo, almeno dal mio punto di vista, questo penso, insomma, e quindi un ringraziamento a tutti coloro, insomma, che stanno svolgendo il loro lavoro e in modo anche efficace e efficiente. E come diceva il consigliere De Antoni, il bilancio si chiude positivamente, e quindi con un utile che è paragonabile a quello del 2017, e quindi anche sotto questo aspetto qua, insomma, l'azienda è una buona azienda, e quindi penso sì, lo dimostra il bilancio stesso. La cosa invece che mi rende un po' più perplessa, ma perché appunto, ripeto, è la questione degli investimenti, e qui naturalmente, non avendo ancora delle stime, come posso dire, delle stime, insomma, delle vere stime, così, cioè delle stime reali, ho qualche difficoltà rispetto appunto a quello che viene, a quello che potrà essere poi lo sviluppo dell'azienda stessa, ecco, quindi mi fermo qua, grazie. Consigliere Balliana. Consigliere Gomiro. Buonasera. Un plauso al dottor Biz per il suo operato, è stato scelto dall'amministrazione precedente, è stato confermato attualmente, speriamo porti a termine velocemente il lavoro di San Giacomo, è importante, prima si è sistemata sempre la città, adesso speriamo che sistemino il lavoro di San Giacomo. Perché? Perché c'è una dottoressa all'interno del monastero che crea solo pericolo per il traffico su quell'incrocio, decine di macchine che escono a raso su quell'incrocio. C'è 2 altri dottori al terzo piano, dove anziani non hanno spazio di sostare e stanno in mezzo alla strada. Mi auguro solo che, come dalla relazione che ha fatto qua, acceleri il lavoro di San Giacomo. Avrà tutto il nostro appoggio, e spero che lo faccia velocemente. Comunque lo ringrazio, perché a prescindere da tutte le relazioni che sono state fatte stasera, qualche anno fa si era addirittura paventato, 5-10 anni fa, di vendere le farmacie per far cassa. Attualmente le farmacie, non diniego il lavoro delle private, ma stanno facendo un lavoro eccezionale sull'editorio, a livello orari, a livello servizi dei clienti. Anche la pandemia ha dato un implemento a questo, e le scelte sia dell'amministrazione precedente che di questa di ampliare questo servizio stanno dando i risultati. Le auguro di continuare per i prossimi 2 anni. Grazie.
Grazie, consigliere Gomiero. Consigliere Pagotto. Sì, buonasera. Volevo unirmi al consigliere Gomiero nel fare i complimenti al dottor Bis, amministratore unico della Vittoria Veneto Servizi, per l'ottimo risultato che sta facendo con le nostre farmacie comunali. Grazie. Grazie, consigliere Pagotto. Bene, passiamo alla dichiarazione di voto, se ce ne sono. Presidente, solo un piccolo... Prego, Assessore. Che credo sia dovuto rispetto a un momento di pubblicità che magari era un po' scarso, dicevano i consiglieri. Forse è anche vero, però abbiamo dei report da quelle farmacie assolutamente, secondo me, interessanti, e il merito va sicuramente agli operatori. Credo che il sorriso, la competenza e la sensibilità che si trovi all'interno di quegli ambienti sia la miglior pubblicità che si possa fare di Vittoria Veneto Servizi e ovviamente anche dell'amministrazione, perché è partecipata al 100% dell'amministrazione. Quindi un plauso a tutti quelli che fanno questo lavoro in maniera degna e sempre col sorriso, perché io frequento ogni tanto quella di Costa ma anche quella del centro adesso che è ristrutturata a spazi un po' più ampi, forse anche quelli che sono dentro lavorano meglio perché si sentono in un ambiente più soddisfacente alle proprie aspettative. San Giacomo è un traguardo che sicuramente va fatto, visto che le altre due ha dato dei buoni esiti nell'ampliamento. Sicuramente oggi San Giacomo è quella che soffre un po' più di tutto perché non ha strutture per poter sviluppare servizi, per poter sviluppare niente. L'amministrazione in quel sito San Giacomo ha un immobile che è giusto che venga valorizzato a qualche punto, poi era sempre la stessa società, dicevo prima, che si è svalutato del 25 e aumentato del 5 poco cambia, perché rimane sempre un immobile che viene destinato a una società perfettamente controllata. Dopo i 3, se non ricordo male, o 4 addirittura tentativi di vendita non riuscito, teoricamente potremmo accettare anche un'offerta che arrivi e dare la congruità a quei importi che siano anche sotto il 25%, perché poi comunque si andava all'asta e poi l'asta giudicava qual era l'importo corretto. Grazie. Grazie Assessore. Dichiarazione di voto. Consigliere De Antoni, prego. No, dichiarazione di voto. Basta. Ma scusate. Ha fatto un sacco di domande stasera, direi faccia la dichiarazione di voto. Per cortesia, silenzio in aula. Prego, consigliere De Antoni, faccia la dichiarazione di voto, grazie. Cioè io chiedo che venga inserito nel dispositivo della delibera il fatto che gli obiettivi strategici che abbiamo indicato non sono quelli finali, ma dovranno essere ripresentati nel momento in cui approviamo l'aggiornamento del DUP. Gliel'ho chiesto, se no faccio un emendamento, ce l'ho già pronto. L'emendamento e ce lo consegni, così lo votiamo subito. Riesce a farlo subito? No. Lo facciamo. Sì, sì, sì. No, sono pratico più che generoso. Sì, allora consegno al segretario che lo controlli se è accettabile, ammissibile. Se no, quello non c'entra. Al punto 1, di aggiungere al punto 1 lettera B, come richiamato in premessa.
L'emendamento proposto del consigliere De Antoni. Allora, in delibera, pagina 4, punto numero 1, comma B, punto B, alla fine, dopo come richiamati in premessa, aggiungere, aperte virgolette, prendendo atto che tali obiettivi strategici potranno essere rivisti in occasione dell'approvazione dell'aggiornamento del DUP 2023-2025, contestualmente all'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2023-2025. Rileggo tutto. Condividere ed approvare lo sviluppo degli obiettivi strategici ed il programma degli investimenti per il triennio 2023-2025 come richiamati in premessa, prendendo atto che tali obiettivi strategici potranno essere rivisti in occasione dell'approvazione dell'aggiornamento del DUP 2023-2025, contestualmente all'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2023-2025. Votiamo per l'emendamento. Favorevoli 3, 6, contrari 2, 3, quanti? Astenuti 0. E quindi 10 contrari. L'emendamento non è accolto, con contrari 10, favorevoli 6, astenuti 0. Allora passiamo alla votazione della delibera in oggetto. Favorevoli alla delibera? Ah, scusi. Sì, prego, consigliere. Sì, delegato del capogruppo, grazie. Sì. Allora, se devo essere sincero, non mi pareva una roba da bocciare. Semplicemente ha chiesto, e credo che nessuno si sarebbe messo la medaglietta, conoscendo il consigliere De Antoni, sicuramente è merito mio che abbia... Mi pareva una roba così normale, che fra l'altro è già prevista, quasi pleonastica, per cui bocciarla è come dire... Stiamo votando il bilancio. No, ma siccome l'hanno già approvato, possiamo anche bocciarlo, tanto l'hanno già approvato. Boh, vabbè, comunque a volte confesso che la suddivisione da una parte e dall'altra non la capisco molto, se devo essere sincero. Anche perché nel nostro caso più volte abbiamo approvato. Dichiarazione di voto? Sì, sto motivando, Presidente, perché a questo punto siamo costretti ad astenerci anziché votare a favore, perché anche quando si fa barriera davanti a una cosa così naturale e quasi già inclusa, mi pare francamente poco comprensibile da parte di chi ci ascolta, appunto. Grazie. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Passiamo al voto. Comiero, prego. La nostra dichiarazione di voto è favorevole a questo punto. Non commentiamo perché è stato scartato sto integrazione qua, ma se già c'è scritto abbastanza, se è discusso un'ora e mezza su questo punto, non valeva la pena mettere quelle 2 righe là. Grazie. Grazie consigliere Comiero. Allora, non vedo altre dichiarazioni. Per la delibera in oggetto, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sindaco? 9, sì. Contrari? 0. Astenuti? 7. Allora, la delibera è approvata con favorevoli 9, contrari 0, astenuti 7. Passiamo all'altro punto dell'ordine del giorno. Approvazione e modifiche allo Statuto della Vittorio Veneto Servizi SRL. Beh, ringraziamo il... No, rimane anche per... ma lo Statuto chi è che lo... C'è la dottoressa Costalonga. Arriva anche la dottoressa Costalonga. Vabbè, anche. Allora, prego, Assessore. Grazie Presidente. Il punto approvazione e modifica allo Statuto del Vittorio Veneto Servizio.
E qui stiamo valutando delle modifiche allo statuto, perché in materia di controllo analogo l'ANAC, ai sensi di quanto previsto all'articolo 192,1 della legge 50/2016, ha elaborato una linea di numero 7 varie forme di controllo ex ante, contestuale, ex post sull'attività e sugli atti della società in house, avvertendo dell'esigenza che vi sia una disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico. Rilevato che il vigente statuto societario, che già contiene una sufficiente regolamentazione sull'esercizio del controllo analogo, per essere in linea con quanto recentemente elaborato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la società in house necessita di alcune modifiche e adeguamenti. Invito la dottoressa Costalonga a prendere posto e a illustrare le proposte di modifica per l'adeguamento. Prego, dottoressa. Grazie. Questo è l'emendamento. Madonna, c'è gira l'influenza qua. Aspetta qui. Sì, no, infatti, terribile qua. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto la società appunto Vittorio Veneto Servizi già nel 2008 era stato scelto come modello organizzativo per la gestione appunto delle 3 farmacie comunali il modello del in-house. Modello che è stato appunto previsto come forma, diciamo, di gestione per pubblici servizi e che è nato più che altro dalla giurisprudenza comunitaria, al fine appunto di individuare i casi in cui una pubblica amministrazione affida un servizio pubblico nei confronti di una società equiparabile dal punto di vista sostanziale, equiparabile appunto a una propria articolazione. Quindi già nel 2008 era stata fatta questa scelta, che peraltro è stata poi confermata sia il mantenimento della partecipazione totalitaria nella Vittorio Veneto Servizio, sia la modalità di gestione nella forma dell'in-house in tutti i piani di razionalizzazione che sono stati presentati nei vari anni alla vostra approvazione. Allora, l'in-house presuppone per poter essere tale la presenza di una serie di requisiti che sono appunto l'esercizio di un servizio di interesse generale, e tale lo è l'esercizio appunto delle farmacie comunali a rilevanza economica peraltro, l'esercizio di oltre l'80% delle attività della società nello svolgimento di compiti affidati dall'ente pubblico socio e il condizionamento della produzione ulteriore al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza. L'assenza di partecipazione di capitali privati, quindi ci deve essere appunto una partecipazione totalitaria da parte dell'ente pubblico, e il cosiddetto controllo analogo. Allora, l'esigenza appunto di aggiornare questo statuto, che già comunque prevedeva un controllo analogo che in qualche modo è sempre stato fatto dal Comune nei confronti, diciamo, di questa società, come appunto ha anticipato l'assessore Antiga, deriva soprattutto dalla necessità appunto di aggiornarlo alle indicazioni che sono contenute in questo vademecum per le società in-house, che è stato elaborato dall'ANAC in collaborazione col Consiglio nazionale del notariato, dove appunto l'ANAC, dopo aver ribadito quali sono i requisiti del controllo in-house,
pone appunto particolare attenzione al controllo analogo, controllo che il comune, socio o eventuali altri soci pubblici devono esercitare sulla società, che deve essere un controllo sia sugli organi, che appunto si manifesta attraverso la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, che può essere un amministratore unico o può essere un consiglio d'amministrazione, sia su un controllo, sia attraverso un controllo sugli atti. Questo controllo, dice appunto in base a questo vademecum, deve essere un controllo ex ante, un controllo concomitante, quindi durante diciamo, l'annualità durante l'esercizio, e un controllo ex post a fine dell'esercizio. Pertanto le proposte di modifiche che sono state elaborate sono le seguenti. Non trovo più la delibera. Allora faccio un breve riepilogo. Allora, all'articolo 2 è stato diciamo così, ribadito che la società è soggetta al controllo analogo nei modi previsti dall'articolo 6, nonché a all'indirizzo, direzione e supervisione del Comune di Vittorio Veneto, che in questo caso è il socio unico, e nell'ipotesi di dovessero esserci una compagine plurima, da parte appunto di eventuali altri soci, nel caso in cui volessero in cui ci fosse la previsione dell'entrata di altri soci. All'articolo 4 è stato aggiunto che appunto la società ha per oggetto la gestione delle farmacie comunali, ed è stato posto l'attenzione anche su un'attività di informazione e di educazione sanitaria. Nell'articolo 4 è stato introdotto la previsione appunto di questa attività di oltre l'80% del fatturato, per cui a seguito appunto dell'esame preliminare che è stato fatto in commissione consigliare, è stato rilevato che qui è stato riportato almeno l'80%, e quindi quell'almeno l'80% dovrà essere sostituita con la parola oltre l'80%, perché così dice la norma. Così dice appunto la norma. Bene. Arriviamo quindi al controllo analogo, che è stato appunto rivisto, era già previsto nell'articolo 6, è stato rivisto in aderenza a quello che stabilisce il vademecum dell'ANAC. Quindi è stato appunto ripartito come controllo ex ante, controllo concomitante e controllo contestuale e controllo ex post. Allora, come controllo ex ante è stato prevista la nomina dell'organo di amministrazione, proprio perché appunto deve essere anche un controllo, dice l'ANAC, un controllo sugli organi, per cui il potere di nomina spetta in questo caso al socio al Comune di Vittorio Veneto in quanto socio unico. Mediante la definizione o la modificazione del contratto di servizio, attualmente infatti il rapporto tra comune, socio e società è regolata da un contratto di servizio, mediante l'individuazione nel documento unico di programmazione, quindi nel DUP, degli indirizzi strategici, degli obiettivi gestionali della società in riferimento all'arco temporale del DUP, che è appunto triennale. A questo proposito la società deve trasmettere in tempo utile all'approvazione del DUP la seguente documentazione: il piano industriale. Anche qui diciamo sempre in commissione consigliare è nata una breve discussione perché qui era stato messo piano industriale che copre il periodo di vigenza dell'organo amministrativo, per cui la proposta, sulla base anche di quanto valutato dalla commissione consigliare, può essere piano industriale di vigenza triennale o avente una vigenza triennale, il quale deve essere comprensivo del piano degli investimenti e delle relative modalità di finanziamento e del piano di sviluppo del servizio farmaceutico, il budget economico e finanziario annuale e il piano occupazionale. E poi sempre questo controllo ex ante si manifesta si realizza attraverso la preventiva autorizzazione di una serie di atti che sono gli atti di straordinaria amministrazione, tipo l'acquisto o la cessione di immobili, di diritti reali, acquisto o cessione di partecipazione societaria o di rami d'azienda, aumento o riduzione del capitale sociale, modifiche statutarie, eventuali fusioni o trasferimento della sede in un altro comune. Sono tutti atti di straordinaria amministrazione che quindi magari
nel corso diciamo di un anno potrebbero verificarsi. Se non sono stati previsti nel DUP, c'è la necessità che su questi atti il Comune, attraverso il suo Consiglio Comunale, esprima l'autorizzazione, una preventiva autorizzazione. Il controllo contestuale, quindi durante diciamo, l'esercizio della società, dal 1 gennaio al 31/12, è stato previsto che il Comune acquisisce dalla società entro il 31 agosto di ciascun anno la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre dell'esercizio, per un raffronto con gli obiettivi che gli sono stati assegnati. E poi verifica, quindi un primo step viene fatto quindi per il primo semestre, e poi un secondo step verifica lo stato di attuazione degli obiettivi annuali e nel caso di squilibrio indica eventuali azioni correttive. Al socio spetta anche un potere, diciamo così, di controllo, un potere ispettivo, per cui è stato previsto che può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione, può altresì procedere a controlli ispettivi in qualsiasi momento, diciamo, sulla società, e può richiedere la convocazione delle sedute dell'assemblea, nonché chiedere l'inserimento di eventuali argomenti all'ordine del giorno. Per quanto riguarda il controllo ex post, quindi diciamo al termine sostanzialmente dell'esercizio finanziario, il Comune prende atto del bilancio d'esercizio, quello che è stato fatto sostanzialmente questa sera, e formula la proposta di destinazione degli eventuali utili risultanti dal bilancio, nel rispetto ovviamente delle destinazioni obbligatorie per legge. Approva la relazione contenente lo stato di attuazione degli obiettivi, quindi la società farà una relazione sullo stato di attuazione di realizzazione degli obiettivi, e la relazione sul governo societario di cui all'articolo 7,4, che è una relazione che è espressamente prevista dal TUSP, quindi dal testo unico delle società pubbliche. A tal fine la società deve trasmettere al Comune entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea il bilancio d'esercizio corredato dei suoi allegati, in modo che il Comune possa prendere atto e formulare la destinazione degli utili. Qui era stato previsto che approva il bilancio consolidato. In realtà anche qui era stato evidenziato nel corso della riunione della Commissione che non è la società che fa il consolidato, ma è il Comune. Infatti il soggetto sopra è il Comune. Però se diciamo con l'obiettivo di rendere più chiaro forse questo passaggio, la proposta di modifica di questo punto potrebbe essere il Comune in sede di approvazione del proprio bilancio consolidato, perché è il Comune che fa il bilancio consolidato, procede alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci da evidenziarsi poi nel proprio rendiconto annuale, che è ciò che fa per tutte le società a partecipazione pubblica. È stato poi previsto all'articolo 7 un controllo analogo congiunto, che è l'ipotesi prevista nel caso in cui ci fosse una pluralità di soci. Questo perché lo dice il vademecum sempre il vademecum diciamo dell'ANAC. Quindi è chiaro che nel caso in cui ci sia una pluralità di soci, il controllo analogo dovrà esplicitarsi attraverso dei patti sociali, patti parasociali. Proseguiamo poi con l'articolo Articolo 15, dove sono state esplicitate rispetto alla previsione dell'articolo precedente le competenze, diciamo, dell'Assemblea, che sono tutte quelle che sono previste dal Codice Civile, quindi dall'articolo 2479, quindi spetterà, ad esempio nell'articolo 2479 è prevista l'approvazione del bilancio d'esercizio, che spetta appunto, diciamo, all'Assemblea. All'Assemblea compete la determinazione degli indirizzi cui deve attenersi poi l'amministratore unico, la presa atto della nomina o revoca dell'amministratore unico, che abbiamo detto che viene fatta appunto dal Comune, e quindi l'Assemblea prendere atto, la presa d'atto della nomina o revoca dell'organo di controllo, la nomina del revisore nel caso in cui o della società di revisione, la determinazione del compenso, diciamo, dell'amministratore e dell'organo di controllo, e l'autorizzazione al compimento degli atti da parte appunto dell'amministratore unico, che sono però quelli che erano già previsti nella versione, diciamo, precedente. No, mi sto un attimo perdendo, scusatemi.
Sì, al compimento degli atti indicati nell'articolo 23, ok, ecco. E poi ovviamente tutte quelle atti di straordinaria amministrazione che sono appunto l'acquisto o la cessione di immobili, quelli che abbiamo visto prima, sui quali comunque dovrà esserci il preventiva autorizzazione da parte del Comune. Ecco, poi è stato esplicitato all'articolo 20 che la nomina dell'amministratore unico è riservata al Comune di Vittorio Veneto, e così nell'articolo 21 è espressamente previsto che spetterà al Comune di Vittorio Veneto, al momento socio unico, l'eventuale nomina del sostituto dell'amministratore unico nel caso in cui dovesse cessare oppure venga a mancare, sperando no. Ecco, relativamente ai poteri dell'amministratore unico, allora ovviamente l'amministratore unico ha tutti i poteri necessari per poter per gestire ovviamente e per raggiungere l'oggetto sociale della società, fatte salve appunto quelle che sono le prerogative dell'assemblea. L'amministratore compie tutte le operazioni necessarie, utili e opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Deve sottoporre all'assemblea il piano industriale, anche qui verrà appunto modificato, anziché copra il periodo di vigenza dell'organo amministrativo verrà appunto indicato piano industriale di validità triennale comprensivo del piano degli investimenti, quindi sono tutto l'elenco di quegli atti che devono essere trasmessi al Comune per la redazione poi del DUP, e poi ci sono il compimento di questi atti negoziali che sono corrispondenti a quelli che erano già previsti nell'articolo, nella previsione precedente. Ecco, quindi queste sostanzialmente sono le proposte di modifica, di aggiornamento aggiornamento allo statuto. Ecco, sono state fatte anche perché questa, l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto dovrà chiedere la registrazione di questa società, cioè l'inserimento di questa società nell'elenco delle società in house che è conservato presso l'ANAC. E quindi l'adeguamento statutario è anche finalizzato ad ottenere l'iscrizione nell'elenco. Ecco perché abbiamo cercato di attenerci il più aderenti possibili a quelle che erano le previsioni di questo, contenute in questo vademecum. Io avrei finito. Grazie. Sì, diciamo che sì, se vuole che gliele legge poi il Presidente. Grazie Avvocato. Queste qua sono. Chiedevo, Presidente, se le integrazioni e note le diamo d'ufficio, diamo lettura subito. Grazie. Prego. Sì. Allora, le precisazioni sono queste. Articolo 4,6. Sostituire le parole "la società dovrà effettuare almeno l'80% con le seguenti: la società dovrà effettuare oltre l'80%. Articolo 6. Controllo ex ante, lettera C, e articolo 23, quarto comma, lettera A. Sostituire le parole "piano industriale che copre il periodo di vigenza dell'organo amministrativo" con le seguenti: piano industriale di validità triennale. Articolo 6, controllo ex post, lettera C, sostituire le parole "approva il bilancio consolidato nelle modalità previste dai principi contabili e con la verifica", puntini, con le seguenti: in sede di approvazione quindi il Comune è il soggetto, in sede di approvazione del proprio bilancio consolidato procede alla verifica dei crediti e debiti reciproci. Bene, apriamo la discussione. Grazie Avvocato Costalonga. Apriamo la discussione. Consigliere Dus, prego. Sì, mi sono focalizzato su...
Ah, ok, allora niente. Ha sbagliato? Ho sbagliato. Succede anche ai migliori. Va bene, per questa volta. Ok. Consigliere Bagliana, prego. Una richiesta alla dottoressa, ma perché mi è saltato all'occhio adesso. L'articolo 20, quando si parla di amministrazione della società, però forse mi sto sbagliando. L'amministrazione della società è affidata a un amministratore unico, ma voglio dire, è perché è nello statuto sul modello dell'ANAC o l'abbiamo scelto noi o mi sto confondendo un po'? No, Sì. allora l'ANAC su questo non Appunto, entra. Ok, sì, non entra. sì. Allora, il testo unico del TUSP, testo unico delle società pubbliche, prevede la possibilità alla scelta. Allora, la società può essere amministrata da un consiglio d'amministrazione oppure da un amministratore unico. Esatto. Qui era stata fatta la scelta nell'ambito, diciamo, di questo dello statuto vigente, la scelta dell'amministratore unico. Ok, quindi è una scelta decidere se avere un consiglio d'amministrazione o un amministratore unico, è una scelta. Voglio dire, non potrebbe esserci scritto amministratore unico o consiglio di amministrazione in questo statuto? No. Potrebbe esserci scritto. Potrebbe esserci chiesto. Ah, sì, ecco. potrebbe essere chiesto. Potrebbe essere scritto. Ecco, grazie. Grazie consigliere Bagliana, prego consigliere Tonon. Sì, grazie Presidente. Allora, ringrazio la segretaria e la dottoressa che hanno accolto le osservazioni che erano emerse in sede di commissione consigliare. Rileggendole stasera, anzi ascoltando la dottoressa Costalonga mentre le leggeva, mi è venuto un piccolissimo dubbio, vorrei solo che fosse garantito che è già all'interno compresa, diciamo, questa voce. Siamo all'articolo 6 sul controllo ex ante, dove c'è scritto prestazioni di verso la fine, prestazioni di garanzia reale e mutui. Siccome proprio prima il dottor Biz parlava del rent to buy, cioè dell'operazione che si può fare, oppure un leasing per esempio, che ovviamente una società può fare, non è citata esplicitamente, poi non so se ci sono anche altre forme di giuridiche, di contratti, diciamo, sono già inclusi o... ma non c'è scritto tutte le operazioni finanziarie. Sì, no, chiedevo per garanzia di tutti, per garanzia di tutti, se era il caso di inserirle o meno, per l'amor di Dio. Dopo, se mi dicono che sono già incluse, anche perché si parla ovviamente di quelle che eventualmente non sono già state comunicate e di conseguenza inserite nel DUP, però se strada facendo potesse esserci una possibilità, dico, cioè non possiamo impedire alla società, no, siccome non c'è scritto qua che puoi fare il leasing, no, non puoi fare nulla. Cioè, non so se mi spiego, valutare questo. Poi altra cosa, l'avevo chiesto, lo chiedo all'assessore a questo punto, che probabilmente è più esperto, articolo 4,6 lo prevede esattamente la normativa, l'articolo 16, se non ricordo male, sì, del decreto legislativo 175/2016, che dice esplicitamente quello che ha ricordato la dottoressa Costalonga poc'anzi. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essi affidati dall'ente pubblico o dagli enti, in questo caso dal Comune di Vittorio Veneto. La domanda che io ho fatto in commissione, visto che noi non stiamo facendo solo in questo caso un servizio, diciamolo così, in base al contratto di servizio del Comune di Vittorio, ma anche un altro comune, siamo, l'ha detto, inferiore al 10% per ora, ma se ci fosse un'esplosione del fatturato di Alpago o una diminuzione del nostro e si andasse oltre il 20%, diciamo, fatto fuori, cosa succede? Perché? Perché al comma 7 dice il mancato rispetto del limite quantitativo di cui sopra verrà a costituire grave irregolarità a carico dell'amministratore unico, sì, no? Quindi. Poi l'altra domanda, rileggendo ieri sera, c'è scritto ecco qua, sempre articolo 6, controllo ex post, lettera A, il Comune
quindi il Consiglio Comunale in questo caso legge sì, se non ho capito male, prende atto del bilancio d'esercizio e formula la proposta di destinazione degli eventuali utili risultanti. È vero che di solito si dice che l'Assemblea propone, non dice approva, però messa così, salvo che non sia una formula giuridica già stabilita, non c'è scritto decide qual è la destinazione degli utili, ma propone, ok? La domanda, se l'Assemblea non lo rispettasse, punto di domanda, succede qualcosa o no? Non succede niente? No, le dico perché, dottoressa, perché se noi poi andiamo all'articolo, quindi bisogna aggiustarlo, se andiamo all'articolo 27, c'era il vecchio 26, l'attuale 27, gli utili netti, e andiamo alla fine, saranno destinati secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea dei soci, e quindi non dal Comune, dall'Assemblea dei soci, che è il sindaco, giustamente. Sono due, come dire, da far collimare le due ipotesi, nel senso, o si mette che l'Assemblea dei soci, in ossequio alle decisioni del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale no, scusi, del Comune, perché giustamente ha fatto notare in Assemblea che non si parla mai di Consiglio Comunale, o comunque in base alle destinazioni stabilite all'articolo 6, Va bene, sì. articolo 6, lettera A, ecco, in questo senso, sul controllo ex post. Attendo risposta, grazie. Sì. Il giusto articolo 6, comma A inserire qua, secondo me. Prego. Allora, Sul 27. allora, per quanto riguarda, allora rispondo nel caso in cui dovesse superare il esatto. Allora, l'articolo 16 del decreto legislativo 175, quindi del TUSP, dice appunto che il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce gravi irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile. L'articolo prevede la denuncia al tribunale, di quegli amministratori, quindi in questo caso diciamo dell'amministratore che dell'articolo 15 del presente decreto. E se andiamo a vedere l'articolo 15 del presente decreto, parla di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica e un controllo che viene fatto dal Ministero dell'Economia e Finanze, per cui probabilmente adesso io non so se ci sarà un controllo fatto a livello diciamo nazionale che prevede un monitoraggio e quindi un intervento forse o attraverso l'ANAC nel caso in cui ci dovesse essere questo sforamento. Dice anche poi il comma 5 di questo, sempre di questo articolo 16, che nel caso di cui al comma 4 e quindi il mancato rispetto del limite quantitativo, quindi nel caso del mancato rispetto del limite quantitativo, la società può sanare l'irregolarità, quindi in questo caso se entro 3 mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate dall'ente o dagli enti pubblici soci mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici entro i 6 mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, i beni o servizi continueranno a essere forniti dalla stessa società controllata, per cui c'è una regolamentazione data diciamo dalla normativa. Bisogna rientrare, esatto. Bisogna rientrare nel limite previsto dalla normativa. Ecco. Ma io mi metto nei panni di chi tale servizio affidato e deve essere revocato, ha ulteriori oneri. Certo. Sì, non è proprio, lo dice la norma. Sì. Okay. Ecco.
quanto... la nota, quella del sindaco rispetto all'amministrazione? Sì, quello degli utili mi sembra accoglibile la sua, diciamo, proposta, per cui all'articolo sì, quindi tra le note qui integriamo l'articolo è assessore. 27? L'articolo 6 che tu lo fai sull'articolo 6, non sul 27, tu la modifica la fai sul 6, perché sul 27 non vai a votare. Tu volevi farlo sul 27. 27 inserire il 6. Invece tu dici, formula? Definisce proprio, cioè qua tu dici il comune di Sì, però qua vedi, dice... il 27 è susseguente. È collegato agli utili netti al bilancio, però... Ok. Allora, la proposta potrebbe essere di andare anziché formula la proposta, quindi ritornare, diciamo, nell'articolo 6 dove c'è il controllo ex post, anziché formula la proposta di destinazione, definisce oppure sì, esatto, sì, definisce oppure stabilisce, quindi non formula la proposta ma stabilisce la destinazione. Sì, sì, sì. Stabilisce la destinazione. Ok. Poi aveva detto altre cose? A posto? A posto? Sì. Consigliere Balliana. Velocemente, innanzitutto ringrazio la dottoressa Costalonga per il lavoro fatto e gli uffici competenti, il segretario comunale e tutti gli uffici che hanno seguito la stesura di queste modifiche allo statuto, perché secondo me è stato fatto un ottimo lavoro e mi sembra che la proposta, il Vademecum dell'ANAC vada verso un senso anche di controllo delle partecipate stesse in house, però voglio dire affida al Consiglio Comunale più, tra virgolette, competenze, e quindi era un po' quello che all'inizio del mandato leggevo nei documenti, però non si attuava. Dal mio punto di vista adesso con queste modifiche di statuto mi sembra che si vada in questa direzione, e quindi il comune di Vittorio Veneto, però e poi il Consiglio stesso assuma delle competenze, delle maggiori competenze rispetto alle scelte strategiche e ai piani di investimento della società. L'unica cosa che volevo solo chiedere ulteriormente, ma solo a titolo così informativo, era da non confondere appunto il socio unico, che è il comune di Vittorio Veneto, dall'assemblea dei soci, che in questo caso è rappresentata dal sindaco praticamente. Quindi le prerogative del sindaco in questo caso, perché facente parte solo, ecco, volevo capire, sono ridotte in questo caso, cioè leggendo un attimo sono poche le prerogative, nel senso che deve per la maggior parte passare attraverso il parere poi del comune stesso, e quindi l'organo, immagino, del Consiglio Comunale. Volevo solo capire, mi sembra che siano poche le prerogative, tipo la nomina del revisore, la determinazione del compenso, la nomina, no, ecco, sulla nomina dell'amministratore, no, sulla nomina dell'amministratore cioè fa il comune. No, lo fa il comune, sì, la nomina dell'amministratore. L'assemblea prende atto. E l'assemblea prende atto, ok. Ecco, no, ecco, mi fermo qua, nel senso che dico, sì, che è stato, tra virgolette, dato un potere, insomma, di controllo e anche di scelta degli obiettivi al Consiglio Comunale. Grazie. Sì. Grazie, consigliere Balliana. Altri interventi? Non vedo interventi. Se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere De Antoni.
Sì, io volevo esprimere il mio voto favorevole, ringraziando anch'io la dottoressa Costalonga, il segretario, per la relazione fatta stasera e quella ancora più approfondita che è stata fatta in commissione. E ritengo che queste integrazioni possano definire una disciplina precisa e puntuale sull'esercizio del controllo analogo che ad oggi non era così chiara, e sicuramente queste modifiche consentiranno agli uffici diciamo di incidere in maniera determinante sulle decisioni che vengono poi prese. Quindi sicuramente è stato un bel passo in avanti nella definizione di questi aspetti statutari che aiuteranno tutti noi, gli uffici e anche il Consiglio Comunale, a lavorare meglio. Quindi confermo il mio voto favorevole. Grazie. Consigliere De Antoni, consigliere Dus. Sì, anche da parte nostra il voto favorevole e ringrazio anch'io per la chiarezza nell'esposizione, nonostante il tema fosse tutt'altro che digeribile da chi non mastica questa materia. Dichiarazione di voto. Consigliere Pagotto. Prego. Venete, il nostro voto sarà favorevole e faccio ancora i complimenti agli uffici per l'ottimo lavoro. Grazie. Bene. Faccio anch'io una dichiarazione di voto come capogruppo di Forza Italia. Nella seduta consigliare del 25 giugno 2021, in cui si discuteva di indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune in enti e società, ebbi a dire: il Consiglio Comunale e il Comune devono riacquistare la centralità che compete loro sulle attività della Vittorio Veneto Servizi, non limitandosi ad approvare il bilancio consuntivo della società, ma determinando anche con propri provvedimenti gli obiettivi specifici annuali e pluriennali della partecipata, come previsto dal testo unico delle società a partecipazione pubblica e come era già stato evidenziato nel capitolo 4, paragrafo 6 della voluminosa relazione della Ragioneria Generale dello Stato a seguito della purtroppo nota ispezione del 2018. Con il nuovo statuto si avvia, seppur in ritardo, il percorso di graduale allineamento ai precisi doveri che le leggi amministrative dello Stato pongono in capo al Comune e alla sua partecipata. È doveroso quindi un vivo ringraziamento all'Avvocato Costalonga, cui si deve l'adeguamento dello Statuto alle prescrizioni normative in materia. Vi è però un aspetto squisitamente politico che non posso non sottolineare in questa sede. Il gruppo consigliare di Forza Italia ha più volte rappresentato l'opportunità che la gestione della partecipata, anche in considerazione dell'avvenuta espansione della propria attività fuori dal Comune, con l'acquisizione della gestione della farmacia dell'Alpago, ritornasse in capo ad un consiglio di amministrazione, come era sempre stato in passato, prima per l'azienda municipale farmacie e poi per la società di capitali Vittorio Veneto Servizi, e come del resto è possibile dall'articolo 11,1.3 del testo unico. L'aver appreso solo dalla lettura della bozza del nuovo statuto, allegata agli atti dell'ordine del giorno, che per quanto concerne gli organi societari, l'articolo 12 ignorava del tutto la nostra proposta, senza neanche vi fosse stata almeno la cortesia di illustrarci, in quanto alleati, le ragioni della scelta politica dell'amministrazione comunale di non prendere assolutamente in considerazione la proposta di un ripristino di un CDA di 3 componenti a costo zero, come lo era stato in passato, impone ora di pronunciare un voto di astensione, di significato esclusivamente politico, e non intende certo intaccare il significato e la portata dello Statuto stesso. A questo punto, per la delibera in oggetto, favorevoli 15, 14, perché uno sì, contrari 0, astenuti 1. La delibera approvata con favorevoli 14, contrari 0, astenuti 1. Bene, passiamo allora all'ultimo punto dell'ordine del giorno,
Ah, giusto, perché c'è l'integrazione. Penultimo, sì. Allora, relazione sull'attuazione, scusate, del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 e revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021, ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175. Lascio la parola all'assessore, alla dottoressa, all'assessore Antiga per l'illustrazione. Grazie Presidente. Il piano di razionalizzazione periodica delle partecipate è un adempimento che si è radicato nelle procedure amministrative degli enti locali ormai del 2017 e dal 31/12 di ogni anno si deve fare, ma allora è perché la vicinanza c'è? Adesso si sente. Di ogni anno si deve fare una ricognizione rispetto alla razionalizzazione dell'anno precedente, individuando e poi risolvendo criticità. Nelle fattispecie, nell'anno precedente erano state rilevate delle criticità che erano attribuite alla controllata Viveracqua, la partecipata Viveracqua, in quanto era stato rilevato che la Assessore, perché non sentono. No, basta avvicinarlo. Strano. Era stato rilevato per Viveracqua che la società risultava priva di dipendenti e che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, l'articolo 20 del comma 2 della lettera B. Nei riscontri effettuati, Viveracqua nel bilancio 2021 si evince come le criticità rilevate siano state superate. I lavoratori sono 3, alla pari degli amministratori. Inoltre la società si avvalsa di persone in distacco da alcune società socie per ricoprire i ruoli di segretario generale, direttore d'area tecnica e struttura direttore operativo sulla rete Viveracqua. Il fatturato del triennio 2019-2021 sono in media superiori al 1 milione di euro. L'altra criticità che, se non ricordo male, era evidenziata era per l'intermodale. Però l'intermodale ad oggi di ufficiale nulla c'è, ancorché nell'ultima assemblea che ho partecipato all'intermodale è stata chiesta la liquidazione della quota del comune rispetto ai soci, che non c'è stato nessun socio che ha aderito all'acquisizione delle quote e quindi abbiamo chiesto la liquidazione della società. Quindi la società a breve sarà messa in liquidazione e quindi ottemperemo anche a quanto l'intermodale. Le altre società partecipate sono potenzialmente come il 21 e quindi nulla di... L'Ask Holding, io ho per esempio una nota che la percentuale corretta è il 0,42 e invece prima c'era scritto 0, da qualche parte sullo 0,30, corretto è 0,42. Grazie Assessore. Prego consiglieri. Consigliere Dus. Sì, francamente la vicenda di Viveracque e il modo con cui ne escono stride, soprattutto di questi tempi. Cioè qui prima l'osservazione era che c'erano 2 dipendenti e 3 amministratori e per risolvere il problema hanno assunto un nuovo dipendente. Sì. Forse era meglio togliere un amministratore? No, chiaramente assumiamo un altro dipendente così. Ecco. Non solo, membro dell'assemblea è anche il presidente dei Piavi Servizi, giusto? Membro dell'assemblea di Viveracque. No, membro dell'assemblea di Viveracque è anche il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonetti, che dichiara però di non avere altre cariche.
nella dichiarazione sostitutiva che fa, dichiara di non avere altre cariche oltre... E questa qui cos'è? Oltre a questo. No, questa qua non la dichiara, ce l'ha dimenticato. No, l'assemblea parlo io, non... Assemblea. Assemblea è un poltronificio. Ok? Sì, vengono naturalmente retribuiti tutti i membri dell'assemblea come previsto dallo statuto. Però io credo che, non lo so, se nella dichiarazione avrebbe dovuto inserire che era anche membro dell'assemblea oppure no. Sì, sì, questa è la risposta. Sì. Ma siccome noi adesso stiamo facendo il controllo anche su questa società qui, allora abbiamo fatto il controllo e è emersa questa cosa qua, non lo so. Basta, questa è la mia osservazione, non so come... Grazie. Consigliere De Antoni, prego. Sì. Rispetto a quello che ha detto il consigliere Dus, io rilevo anche che anche il bilancio, che dovrebbe essere il bilancio medio triennale, dovrebbe essere pari a 1 milione. Allora nel triennio precedente i 3 bilanci del 2018, 19 e 20 non portavano una media di 1 milione. Adesso si sono dati da fare per rientrare nel milione e quindi nel 2021 hanno leggermente aumentato il fatturato. Ora è il fatturato medio di 1.011.000 euro, proprio tirati. Allora, invece che togliere un amministratore, assumono personale. Cioè è forse una società che non ha tanto significato. La utilizzano come per gli acquisti, se ho capito bene, no? Per fare gli appalti. Io faccio presente che per esempio c'è l'amministrazione provinciale che gestisce tutti gli appalti, come si fa da centrale unica per gli appalti. È possibile che si debba andare a Verona a costituire una società con tutte le altre società, diciamo, che lavorano nel settore degli acquedotti e delle fognature per costituire un'altra società e dare lavoro a tre amministratori? Mi sembra che sia una cosa un po' così. Quindi mi collego anch'io a quanto diceva il consigliere Dus per quanto riguarda Viveracqua. Invece volevo chiedere all'assessore che io mi permetto, assessore, di dirle nuovamente, cioè le riunioni della commissione sarebbe bello, importante che lei fosse presente. Allora, se non c'è Varaschin, qui il presidente della commissione, magari mettetevi d'accordo in maniera tale che quando c'è la riunione della commissione ci possa essere presente anche lei, perché è molto più facile fare una serie di domande, anche quelle che abbiamo fatto prima, se c'è lei presente possiamo subito decidere, insomma. Ecco, ma ecco, se lei fosse stato presente, le avrei chiesto che cosa è stato poi portato nella assemblea di Piave Servizi quando abbiamo... Piave Servizi, sì, Piave Servizi, giusto, sì. Se è stata, diciamo, portata a termine, insomma, quella richiesta che avevamo fatto quando abbiamo approvato 2 modifiche statutarie di Piave Servizi, una legata al passaggio da SRL a SPA, e poi successivamente abbiamo approvato la modifica che prevede l'istituzione di un segretario, di un organo del Consiglio di amministrazione, un segretario che ha anche un suo staff. Quindi avevamo criticato questa cosa un po' tutti, ma avevamo detto alla fine, ok, mi ricordo anche il consigliere D'Arè era contrario al fatto di consentire, ecco, tra l'altro, l'aumento del numero dei mandati che potevano essere fatti, no? Ce ne erano previste 2, nella modifica statutaria abbiamo tolto questa previsione, quindi possono farne 3 e più.
avevamo tutto a vita, potrebbe essere. Allora abbiamo criticato questa cosa, però alla fine abbiamo detto, vabbè, contiamo per lo 6%, quanto è, cosa possiamo fare? Possiamo però chiedere una serie di cose, avevamo detto, no? Di chiedere allora di avere un'attenzione maggiore per quanto riguarda la difesa della zona delle sorgenti dove peschiamo tutta l'acqua per mezza provincia. Avevamo detto di chiedere a Piave Servizi di essere più attenta alle esigenze delle nostre reti idriche, cioè investire un po' di più sulle reti idriche del nostro comune, sia per sistemare quelle che ogni tanto saltano, come recentemente è successo anche qui vicino, ma anche per eventualmente raggiungere, era un tema che si era discusso in un consiglio, raggiungere certe borgate che non hanno ancora l'acqua, no? Portata dall'acquedotto. Anche il sindaco aveva detto di aver iniziato a parlare con Piave Servizi, che c'era la possibilità, si era stata definita la data per un incontro che poi causa un problema personale, non si era potuto fare, però sì, passa il tempo, si approvano bilanci milionari, perché se controllate nelle schede allegate a questa delibera ci sono tutta una serie di numeri che solitamente non venivano portati. Ad esempio si legge qual è il fatturato di Piave Servizi nei diversi anni, si legge qual è l'importo degli utili, che sono oltre 2 milioni di euro nell'ultimo anno, 1,5 milioni quello precedente, e si dice anche che nell'ultimo anno, 2021, sono stati fatti investimenti per 19 milioni e 500 mila euro, per il 95% coperti dalle tariffe. Allora, cioè io dico, no, se ci sono tutte queste risorse, se c'è un bilancio così ricco, possibile che non possano ascoltare le lamentele, le richieste che vengono dal territorio? È possibile che non si possa pensare a un intervento diretto per le piscine? Perché se è vero che non possono diminuire le tariffe, ma facciano il pozzo, non dico facciano il pozzo se non possono dare, quello si può fare. Sì, ma no, non mi sembra che ci sia scritto che si può fare, perché nell'ultimo consiglio il sindaco ci ha detto che ci sono dei problemi anche per questo, che dove hanno fatto i pozzi per altre piscine non hanno dato i risultati che ci aspettava. L'ho letto nel verbale della riunione in cui abbiamo parlato di questo, o forse ho inteso male. Allora, insomma, io insisto sul fatto che ci sia questa richiesta con forza fatta a Piave Servizi. Un'altra cosa su cui volevo soffermarmi, sì, anche scusi ancora una cosa, perché leggendo sul sito e leggendo anche sulla relazione quali sono stati questi investimenti, risulta che una parte consistente sia stata impegnata per ampliare o modernizzare la sede. Sembra anche, ma questo non ho certezza, che sia stati spesi anche tanti soldi per fare una variante. Allora, caspita, con tutte queste cose qui non è possibile che quando andate in assemblea diciate queste cose, poi non vi ascoltano. Come fate voi con me che non mi ascoltate? Io chiedo, dico delle cose che sembrano normali, non mi ascoltate e mi votate contro l'emendamento semplice che avevo proposto, analogamente capiterà a voi, però provate anche voi a fare queste cose, cioè non è giusto, cioè stiamo sempre gestendo soldi pubblici, no? Anche con Viveracqua è possibile che su una società che non conta niente, invece che diminuire il numero del personale si aumenti il numero di amministratori per rispettare una regola. È ridicolo, insomma, ma è che credo che io mi sento responsabile di queste cose e non posso non dirle in Consiglio Comunale. Mi auguro che anche voi abbiate la stessa sensibilità e lo possiate fare anche nell'assemblea di Piave Servizi. C'era un'altra cosa, parlando delle società partecipate, c'è anche Asco Holding. Nell'ultimo Consiglio, quando abbiamo approvato quelle modifiche e quelle autorizzazioni per fare acquisto o vendita di azioni proprie, per acquisto o vendita di azioni di Asco Piave, diciamo, cioè Asco Holding, Asco Piave, avevamo detto che avevamo fatto un emendamento che era stato approvato all'unanimità e si diceva, no, di dare mandato al rappresentante del comune di verificare la correttezza lessicale riportato al punto 2 del deliberato, lettera A, quarto comma, che non potrà essere superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato. Allora, mi chiedo se chi è andato, l'assessore, il sindaco, non so, alla riunione abbia fatto questa richiesta e se ci sia stata una risposta. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, grazie Presidente. Allora, in merito ad Ascod Holding, no, io non vedo altri, per l'amor di Dio. Ci sono altri interventi e dopo risponde perché... No, allora, se l'assessore vuole rispondere subito può farlo, sapendo che gli interventi che può fare sono 2. Quindi è una scelta dell'assessore. Quindi se non vedo altri interventi, parta pure l'assessore, sapendo che se dopo ci sono altre domande ci fermiamo a 2. Ci sono altri interventi? Nessuno. Prego, assessore. Grazie Presidente. Aveva ragione l'assessore. No, per l'amor di Dio. Asco Holding, in quell'assemblea ci doveva andare il consigliere Darè, che però poi per un problema non è riuscito ad arrivare in tempo da Bruxelles, perché mi sono assicurato al Presidente Giorgio Della Giustina che rappresentassi in assemblea quanto questo Consiglio aveva evidenziato. E da quel che mi consta c'è stata anche una telefonata interlocutoria tra il consigliere Tonon e il Presidente per esprimersi meglio su quello che chiedeva, e all'inizio dell'assemblea mi consta che ha fatto un'apertura assemblare dicendo appunto come veniva interpretato quel punto, quindi io lo davo per scontato. Poi arriviamo alla Piave Servizi, anche l'altra volta si parlava del contributo che è stato dato alla rotonda per fare la rotatoria, che era un contributo. Il contributo, perdonate, mi ricordo che era un contributo ma non avevo in mente i numeri, che poi sono andati in allora a vedermi e mi ricordo ancora. A fronte di 580.000 euro che costa tutta la rotonda, sono stati immessi 200.000 euro a capo della provincia, 180.000 euro a capo del comune e i 200.000 euro li ha fatti Piave Servizi, che individuando le opere di adduzione e di viabilità alla rotatoria, comunque 200.000 se ne sono andati. E per quel che riguarda poi il Piave Servizi, non è che si possa fare tariffe diverse da quello che l'ERERA poi va. E, tra l'altro è stato fatto i numeri della sostenibilità di Piave Servizi, che me ne sono portati via un po'. Mi ha detto te ne porti via 2-3, no, ne ho portate via un po' di più, quindi se qualche consigliere lo vuole, io ci sono andato, ci sono dei numeri sintetici ma rappresentano bene quello che sono poi le attività di Piave Servizi. E in questo opuscoletto, che magari potete raccogliere, si evince che Piave Servizi, come euro al metro cubo di acqua più acqua trattata, ovviamente l'intero, vale 1,89 euro al metro cubo rispetto ai 2,15 che è il nazionale e rispetto al 2,10 che è praticamente attestato al nord, il che vuol dire che noi abbiamo tariffe più basse, e quindi se riusciamo a fare rispetto all'indicazione che ci dà ARERA degli utili, vuol dire che sappiamo razionalizzare bene gli interventi, gli operai, le spese, quindi essere parsimoniosi sulla cosa, altrimenti non potremo avere questi numeri. In merito poi alla tariffa che potremo avere, una volta, se non ricordo male, c'era il 50% di sconto rispetto alle piscine, non lo possiamo più fare, non possiamo neanche avere aiuti rispetto alla Piave Servizi, però rispetto all'atto siamo riusciti a deliberare per il discorso piscine degli importi che per il Comune di Vittorio Veneto pesano 40.000 euro, che dovrebbero essere sufficienti per pagare il pozzo che adesso stiamo progettando e stiamo andando avanti. Quel pozzo ci dovrebbe assicurare la capienza, i 40.000 ci dovrebbero assicurare un pozzo con la capienza che oltre all'approvvigionamento di acqua della piscina potrebbe essere anche della palestra, perché sono strettamente collegate. E lì siamo riusciti a fare... Poi Piave Servizi ovviamente rappresenta tutti quanti i comuni, quindi noi ovviamente quando andiamo in assemblea rappresentiamo per quel che possiamo,
non è che quando sentiamo Piave Servizi noi siamo trascurati. Ovviamente nell'operazione che è stata fatta per portare l'acqua, bravi, in Piadera, lì c'è stato un primo impegno, il progetto poi dovrebbe continuare perché l'insieme pesava 1,2 milioni, quindi ovviamente chi abita in quei posti necessariamente dovrebbero avere l'acqua a prescindere, cioè dovrebbe essere proprio la priorità. Negli investimenti poi di Piave Servizi io ho visto dei numeri spaventosi che dovrebbero mettere a disposizione per, tra virgolette, tappare buchi, non per altro, perché ci sono perdite ancora importanti nelle condotte. Un'altra cosa di Piave Servizi è che, per esempio, per la salvaguardia e la garanzia delle prese di acqua stanno facendo un intervento importante di monitoraggio, e poi dovrebbe essere inserito anche all'interno di questo progetto di monitoraggio quali possono essere tutti quanti le previsioni di rischio e cosa si dovrebbe fare nell'eventualità che ci siano dei rischi. È un progetto ambizioso, è un progetto che costa una vagonata di soldi, da quel che mi dicono, e per esempio Viveracqua, che è partecipata da 12 gestori di acqua. Perché Viveracqua? Perché Viveracqua ha un layout importante, per esempio sulla gestione allora è venuta fuori per la gestione dei FAS, è stato il primo a fare un piano di sicurezza dell'acqua che ancora non si sapeva cos'era, è stata Viveracqua, e quindi tutte le società si sono partecipate un minimo per avere un layout di funzionalità, per non spezzare 12 laboratori o 12 enti che facevano la stessa cosa. Si sono coalizzati in questa, sta partendo, Viveracqua insieme ai 12 soci dovrebbero fare 450 piani di sicurezza per tutti quanti. Chiaramente sembrano tanti, uno dice magari possiamo spezzarli, però le conoscenze che hanno sono talmente specifiche che è più facile con l'uno replicare il numero piuttosto che magari 20 società che fanno ognuno il suo pezzo, poi vengono fuori con dati magari che non sono aggregati e quindi non si possono magari mettere nelle stesse tabelle. Bene, grazie Assessore. Consigliere Dus. Sì, ringrazio l'Assessore perché evidentemente mi ero sbagliato su Viveracqua e non avevo capito che avessero questo know-how così profondo con 2 dipendenti, ora 3. Cioè, incredibile che con 2 dipendenti siano riusciti a gestire tutta la problematica dei PFAS in regione. No, veramente, ecco. No, vabbè. Torno però alla domanda di prima e chiedo magari che venga fatto un approfondimento dagli uffici a questo punto sulle compatibilità tra i vari membri delle assemblee, perché questa cosa qui è solo per una questione di trasparenza, ma siccome sappiamo che nella trasparenza spesso si crea l'inciampo, e ahimè l'abbiamo già visto in questo comune, magari facciamo un focus anche su questa cosa qui in modo che non ci siano dubbi alcuni, ecco. Basta fare una dichiarazione dove il Presidente dichiara di percepire un reddito, un compenso anche da Viveracqua, lo dichiara, tanto è un ente pubblico uno, anche l'altro una partecipata, non credo sia un problema, insomma, ecco. Bene, grazie. Consigliere Antoni. Solo per un chiarimento all'assessore, cioè dato quei numeri, no? 1,89 euro a metro cubo, che cos'è questo valore? Cosa si riferisce? Sì. È il costo che è applicato da Piave Servizi su indicazioni dell'ARERA, sviluppando poi un conteggio che non è facile da sviluppare, per la verità, perché tiene conto di tante componenti, ma in ultimo ARERA, visto l'attività di Piave Servizi e cosa fa, va a individuare quale può essere il costo che Piave Servizi agli utenti applica, quindi non
solo acqua ma anche depurazione, ovviamente, che per le piave servizi ad oggi è di 1,89 euro al metro cubo, acqua più depurazione, che rispetto alla nazionale, oggi nazionale, cioè facciamo i conti, ARERA dice che è 2,15 a livello nazionale. ARERA. ARERA fissa delle tariffe per ogni società che gestisce l'acquedotto? No. Cioè sì, sono dei valori standard, però potrebbe cioè lei diceva prima che le tariffe non possono essere modificate, perché le ma sarà una tariffe tariffa unica, non è che possa essere per piave servizi diversa da quello di Belluno. È diversa? È diversa? No. Sì, è diversa per territorio. ARERA non permette che sul costo dell'acqua vengano aggiunte voci completamente magari al di fuori di quello che è la gestione dell'acqua, per cui quando abbiamo condotto la nostra piccola battaglietta per farci aiutare per le piscine, ci hanno fatto l'esempio: se fate una bellissima festa della birra, non è che vi diamo i 100.000 perché abbiamo 100.000 metri cubi di acqua, mettiamo un centesimo perché così, no, non si può, è vietato. Questo dice ARERA, oltre che definire le tariffe, per cui c'è l'acqua che viene erogata per l'antincendio, per le case di cura, acqua che viene definita acqua per allevamento zootecnico, per azienda agricola, per case di cura, per impianti per i pompieri, per usare l'acqua per spegnimento, è tutto tariffato dopodiché le varie società avranno le loro economie e riusciranno a far meglio, non so. O la media della No, ARERA elabora, dopo ciascuno fa la sua cosa, dopodiché bisogna anche considerare un altro fattore, che una cosa è l'acqua distribuita e la percentuale dei costi dell'acqua che viene poi rincarata per la depurazione, che magari può essere diverso da un posto all'altro. Va bene. Solo per concludere, scusa che mi permetta. Adesso io leggerò bene, prometto che leggerò bene il libretto che l'assessore si è procurato. Quello che volevo dire è che leggendo i bilanci... Ma se lei parla... loro non ascoltano, no. Mettetevi in sintonia, che così almeno... Volevo dire che leggerò con attenzione il libretto che l'assessore ha preso, e quindi per capire meglio questa cosa che davvero è un po' fumosa, ma basta leggere una bolletta della piave servizi, ma anche dell'Enel o di chi vogliamo, insomma non si capisce mai niente. Quello che volevo sottolineare era questo: ok, noi chiediamo alcune cose specifiche, la piscina non ce le possono dare, d'accordo, va bene, però visto che ha dei bilanci molto buoni e quindi ha possibilità di fare investimenti ancora maggiori sul territorio, perlomeno insistere sul fatto che a Vittorio Veneto, almeno le reti interne, perché se l'acquedotto di Vittorio Veneto fosse perfetto, non avesse perdite, diremmo tutti: ma no, è inutile, vada pure dove vuole a farli. Però abbiamo effettivamente una rete idrica che non è al massimo, perché chiaramente negli anni si è magari preferito fare altre cose, non è causa di nessuno, ecco. Però almeno insistiamo sul fatto che ci siano maggiori investimenti, questo lo possono decidere, ecco. Se poi hanno fatto lo studio sulle sorgenti, benissimo, se riescono a monitorarle ancora meglio, però alziamo un po' la voce, ecco, su questo tema, perché abbiamo tutto il diritto di farlo, ecco. Quindi non spenderemo soldi per mettere a posto gli acquedotti, ma potremo investire i soldi del comune sulla piscina per dargli l'acqua. Okay. Grazie consigliere. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Niente. Passiamo alla votazione della delibera. Per la delibera in oggetto, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
favorevoli 10, contrari 0, astenuti 5. La delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 0, astenuti 5. Votiamo anche la immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 10. Contrari? 0. Astenuti? 5. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Relazione, no, questo era la cartellina. Approvazione della quarta variazione alla nota di aggiornamento del documento unico programmazione DUP 2022-2024. Lascio la parola alla dottoressa Daparé. Prego, dottoressa, prego. Sì, buonasera. Allora, con questa proposta di deliberazione consigliare si intende approvare la quarta variazione alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024, in quanto si è reso necessario variare il programma biennale delle forniture di acquisti di beni e di servizi sempre 2022-2023. In particolare si è integrato il programma stesso del servizio di copertura assicurativa per danni ai beni patrimoniali, all risk. Siccome l'affidamento è in programma perché la scadenza è entro il 31 dicembre, si è voluto apportare questa variazione. Prego. Grazie, dottoressa. Apriamo gli interventi con consigliere Antoni. Il mio voto è favorevole. Altri interventi? Se no passiamo. Allora, dichiarazione di voto? Nessuna. Passiamo in votazione. Favorevoli? Unanimità, contrari 0, astenuti 0. La delibera è approvata. Fermi tutti che c'è l'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari 0, astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Approfitto per fare a tutti voi e alle vostre famiglie, visto che è l'ultimo consiglio comunale dell'anno, auguri di buon Natale e buon fine anno.